Benvenute e benvenuti. Come vi ho detto, come vi ho scritto nell'email in cui vi ho inviato il link, l'incontro sarà registrato anche per dare la possibilità a tutte quelle persone che non sono riuscite ad iscriversi e che invece parteciperebbero, ascolterebbero volentieri quello che abbiamo da dirci oggi. Quindi semplicemente se non volete apparire nella registrazione, poi sarà caricata nel nostro sito e nei nostri social, è sufficiente tenere il video spento in modo che non vi si veda. Due informazioni tecniche, poi lascerò la parola a Marco Scarcelli che si presenterà, a cui lascerò tutto lo spazio di questo incontro e per le vostre domande. Tutti i vostri microfoni sono spenti per evitare che ci sia un riverbero dell'audio, per cui se volete intervenire potete farlo nella seconda parte dell'incontro, che è quello delle domande, oppure potete interagire scrivendo nella chat un pensiero, un commento, anche una domanda, e sempre se non volete far sentire la vostra voce, mi faccio io da portavoce per voi e le leggo al posto vostro. Per quanto riguarda l'attestato di partecipazione di cui accennavo nell'email, ho messo a punto un modulo da compilare che vi invierò verso la fine dell'incontro, a cui potete far riferimento e in cui potete appunto spuntare la casellina per l'attestato di partecipazione che vi verrà mandato nei giorni seguenti all'incontro. Due parole sul progetto che ci ospita. Come la maggior parte di voi sa, siamo il Centro Veneto Progetti Donna, che è l'associazione che gestisce i centri antiviolenza di Padova e provincia. Questo incontro fa parte del ciclo di incontri per la comunità educante che fa parte del progetto Step for Young, Conoscere per Riconoscere, che è un progetto finanziato dalla Regione del Veneto in collaborazione con il Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali, che si occupa proprio di educazione e prevenzione alla violenza contro le donne. Ecco, quindi se avete curiosità di sapere che cosa facciamo oltre questi incontri in questo progetto, potete andare a cercarlo nel nostro sito. Inizierei dando la parola a Marco. Bene, grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti. Sono veramente molto contento che ci sia questa grossa partecipazione e vuol dire che l'argomento è di interesse, un interesse abbastanza quantomeno diffuso. Io farei partire già la mia presentazione, così vediamo un po' cosa facciamo oggi insieme. Mi scuso già in anticipo per un paio di cose. Primo, i video si vedranno probabilmente a scatti, perché insomma la tecnologia è questa, con Zoom o con altri sistemi, comunque i video un po' a scatti si vedono, ma quello che ci importa è insomma spezzare un po' il ritmo di questa chiacchierata di questa mattina. Chiedo poi anche scusa perché convivo con un cane, quindi a un certo punto potreste sentire o abbaiare o guaire, ma insomma tutto sotto controllo, quindi chiedo scusa ma non posso fare altrimenti. Allora, intanto appunto, grazie per l'invito al Centro Donna Padova. Questo era un progetto che insomma abbiamo in mente da un po' di tempo, siamo riusciti a metterlo, farlo diventare realtà e quindi oggi proveremo a parlare in queste 2 ore di quello che è l'uso da parte di ragazze e ragazzi dei media digitali in relazione alla sessualità. Mi presento velocemente giusto per capire chi avete davanti e magari anche l'approccio che andrete un po' a ascoltare in queste ore e mezza, queste 2 ore. Io sono sociologo dei processi culturali e comunicativi, sono quindi un sociologo della comunicazione che lavora all'Università di Padova e al momento anche all'Università di Venezia. Oltre a questa figura di ricercatore, a questa figura affianco una parte di educazione media, quindi una parte di formatore che svolgo sia con gli adulti, come in questo caso, per la maggior parte genitori, insegnanti, insomma, o appunto comunità educante, come è stato già accennato prima, e poi a questa cosa si affianca anche l'educazione media con le ragazze e i ragazzi. Quindi proverò un pochino in questo nostro incontro a intrecciare queste mie 2 personalità, mettiamola così, da una parte appunto prendendo i dati che vengono dalla letteratura, dalla ricerca, dall'altra anche provando un po' a dare dei piccoli insight rispetto a quelli che sono gli incontri con le ragazze e i ragazzi, perché ritengo sia fondamentale intrecciare queste 2 parti, perché la ricerca senza poi la parte di intervento rischia di rimanere un po' in alto dell'alto dei cieli e non vedere la realtà. Dall'altra parte il solo intervento senza dialogo con la ricerca
rischia invece appunto di prendere strade che poi non hanno binari ben definiti. Come interesse di ricerca, per l'appunto, io mi occupo di media digitali, soprattutto in relazione a intimità e affettività, quindi genere, sessualità, e uso critico della rete, quindi tutta la parte di media education. Per questo motivo, oggi l'incontro vuole partire da quello che è un po' una visione di cos'è internet per le ragazze e i ragazzi e come queste persone vivono questi spazi digitali. Per carità, poi questa cosa è a maggior ragione in questo periodo così particolare diventa poi peculiare o comunque importante, visto che tutte le figlie, i nostri figli o comunque tutte le ragazze e i ragazzi sono in qualche modo anche costretti un po' a usare queste tecnologie oggi, forse in modo anche maggiore rispetto a prima e forse non sempre con grande gioia, ma di questo magari ne parleremo in coda sulla parte magari di discussione. Quello che vorrei oggi dare è una serie di strumenti, oserei dire di occhiali, perché non sono strumenti sempre solo applicativi, ma sono punti di vista e modi di guardare le cose diversi, che secondo me sono importanti per riconoscere i rischi reali e per evitare di spaventarci, avere paura delle cose sbagliate, perché dopo finisce che lavorando con le ragazze e i ragazzi ci concentriamo su alcune questioni, tralasciando altri aspetti che sono poi invece fondamentali e che forse sono quelli che potrebbero davvero aiutare ragazzi e ragazze a crescere in un mondo comunque molto complesso. Quindi andremo a vedere come questo mondo sta cambiando dal punto di vista comunicativo, per poi fare l'affondo sulla questione proprio nodale di oggi, che sono i sex media, quindi do una definizione veloce, cioè tutti quei media in cui l'oggetto principale è rappresentato dal sesso. Noi poi vedremo soprattutto la parte di media digitali, perché sono poi quelli più usati su queste cose da ragazze e ragazzi. Allora, per incominciare vi farei vedere un breve filmato sull'idea che noi solitamente abbiamo di ragazze e ragazzi e andremo poi velocemente a discuterla. Ecco, allora, questa è l'idea, no, che spesso abbiamo dei nativi digitali cosiddetti, che è un termine che io inizierei già a smontare e un pochino a rivedere, perché insomma è un termine famoso, un termine che ha fatto molta fortuna, un termine che in realtà, coniato da Mark Prensky negli anni 90, scusate, nel 2000, è stato poi dallo stesso Prensky criticato perché appunto schiacciava esageratamente l'idea di ragazze e ragazzi sulla questione generazionale di persone nate in un momento in cui la tecnologia è ovunque, no? Quindi l'idea che automaticamente ragazze e ragazzi possano usare queste tecnologie bene. Un'idea che poi si contrappone a un altro grande abbaglio, cioè invece quello dei ragazze e ragazzi vittima delle tecnologie, no? Il fatto che le tecnologie possono in modo automatico dare ai ragazzi e alle ragazze comportamenti in prime modalità di interazione e quant'altro. Allora, queste idee di nativi digitali, così come quella di soggetti totalmente alla mercé dei media, sono idee che dobbiamo iniziare già ad accantonare, perché da una parte i nativi digitali non esistono, nel senso che lo vediamo tutti i giorni nella ricerca. Guardate, ho fatto un focus group online 2 giorni fa con una scuola superiore e alcuni ragazzi, per chiedere come stava andando questo periodo di didattica a distanza, ragazzi e ragazzi hanno lamentato il fatto che non volevano, era difficile installare delle app per fare videoconferenza. Quindi ecco, nativi digitali un corno oserei dire, nel senso che questa cosa non è esattamente così come la pensiamo o ci viene descritta, al netto che magari ragazzi e ragazzi hanno un approccio diverso nell'utilizzare i media e quindi magari ci sembrano anche più veloci. Ripeto, dall'altra parte invece c'è questa idea che i media digitali possono in un modo o nell'altro cambiare il modo di fare di ragazzi e ragazzi. Proviamo oggi un po' a smontare questo tipo di approccio e lo facciamo insomma in un gruppo di persone che sarebbero così etichettati come migranti digitali, no? Perché in questa retorica del nativo digitale sono gli immigrati digitali, cioè quelli che non parlano la lingua madre del digitale. E sareste più o meno voi, sarei in parte anch'io, sono un po' a cavallo, diciamo, a livello generazionale. Ecco, questo spesso è già un piccolo nodo da sciogliere, perché è una questione che inizia a creare barriere comunicative tra ragazzi, ragazze e adulti,
e che rischia veramente di chiudere dei ponti. Guardate, una ricerca che abbiamo fatto recentemente, abbiamo pubblicato 3 mesi fa, ha mostrato come anche i ragazzi e le ragazze stiano iniziando a introiettare questa idea del nativo e quindi dicono: ma i miei genitori non sanno fare niente, no? O gli adulti, l'insegnante, la mia maestra per i ragazzi più piccoli, eccetera, non sanno fare niente con il digitale, quindi non parlo con loro di queste cose. Quindi capite che l'idea che ci siano 2 diversi gruppi fa sì che poi i ragazzi e le ragazze si chiudano nel momento in cui ci sono problemi, ma poi lo vedremo anche con i dati più quantitativi. Quindi oggi invece io, che sono fiducioso dei cosiddetti immigrati digitali, vedrete ho preparato una presentazione in cui chiederò anche a voi di interagire attraverso una piattaforma che si chiama Mentimeter, ma quindi se avete lo smartphone con voi potrebbe essere anche più comodo poi interagire, altrimenti dal vostro computer lo farete, ma a breve vedrete tutto l'impianto che ho immaginato. Allora, appunto, al netto di questa immagine del nativo digitale, noi dobbiamo provare a guardare, insomma, a livello più ampio, più macro, quello che è la società contemporanea e quello che è il ruolo dei media digitali nella società contemporanea. Un ruolo che vede, ovviamente, questo mi pare abbastanza chiaro, il fatto che i media digitali siano pervasivi, sono ovunque. In questo momento state usando un computer o uno smartphone o un tablet, quello che è, per seguire questo incontro. Lo smartphone è nelle tasche praticamente di tutti, di tutte, abbiamo nelle nostre borse o piuttosto che negli zaini dove volete. Ma al netto di questo, che è appunto una cosa abbastanza evidente, che però, tra parentesi, sono questioni che vanno a invadere anche il corpo, perché qualcuno di voi magari ha uno smartwatch al polso che gli misura la pressione piuttosto che il battito cardiaco, una serie di cose. Al netto di questo, diciamo, le questioni più squisitamente sociali che possono interessare è il fatto che innanzitutto il pubblico, no, quello che chiamiamo pubblico, inizia a cambiare, inizia a essere sempre più attivo. In altre parole, se un tempo mio papà o mia mamma durante, non so, la partita di calcio lanciavano al massimo una ciabatta sullo schermo, così quando parlavamo magari di un certo tipo di politico, questa era la massima interazione che potevamo avere, oggi invece l'interazione è molto più alta, no? Quindi pensate anche semplicemente a questa piattaforma, la prima cosa che fa è mettere uno spazio per interagire col relatore. No? C'è un'idea che tra fonte di comunicazione e pubblico, o meglio audience, è meglio dire, c'è, o anzi audiences al plurale, c'è un livello, come si può dire, un ponte molto più solido rispetto al passato. Questo collegamento tra pubblico e media fa sì che iniziamo a di essere tutti noi media. Quindi Giovanni Bocciattieri, un collega di Urbino, ormai qualche anno fa, diceva che ci stiamo facendo tutti media, cioè ognuno di noi, ognuna di noi può essere comunicazione, può essere fonte di comunicazione. Quindi dalle piattaforme social fino al fatto di avere un blog, un sito, quello che volete, oggi comunicare con un numero piuttosto esteso di soggetti è molto più semplice del passato, non devo possedere, no? Vi ricorderete il grosso dibattito sul conflitto di interessi di Berlusconi, no? Ecco, oggi come oggi, parlando di altri politici, adesso non li nomino, visto che questa presentazione andrà in pubblico, quindi non vorrei ricevere minacce di qualche tipo, detto questo, i vari politici di tutti gli schieramenti oggi fanno varie dirette su Facebook, no? È tutto più semplice, ma lo fa il politico come lo può fare qualsiasi persona che possiede uno smartphone. Con questo sfondo noi ci inseriamo in alcune dinamiche esperienziali dove l'online e l'offline non sono più spazi separati. E questa è un'altra cosa che spesso noi adulti ci dimentichiamo, no? Quindi diciamo per esempio ai ragazzi, ma la cosa nell'online è falso, gli amici di Facebook non sono veri amici, e insomma una serie di cose che i ragazzi e le ragazze sanno, quantomeno le sanno, ma poi voi dite sì, però poi fanno un sacco di cavolate alcuni, bene, andiamo a vedere dopo perché appunto forse stiamo prendendo il problema dalla parte sbagliata. Ma noi non riconosciamo quasi mai il continuum che c'è tra spazi digitali e spazi, chiamiamoli reali. Detto questo, anche gli spazi digitali sono reali, perché altrimenti cadiamo di nuovo nella trappola, una trappola, passatemi il termine, anni 90, no? Di quell'internet che conoscevamo noi qualche anno fa, in cui si spegneva il modem e tutto era finito, no? Mentre oggi invece le esperienze passano, le emozioni passano dai media digitali, soprattutto per le ragazze e i ragazzi, e questo lo dobbiamo riconoscere immediatamente, altrimenti rischiamo grosso, cioè rischiamo di non capire un mondo, una parte del loro mondo.
Un mondo in cui se eravamo abituati a contesti ben separati, in questo momento i contesti collassano. Cosa vuol dire? Vuol dire che, pensate banalmente, adesso voi siete entrati in casa mia, siete nel mio studio, quindi vedete le chitarre, un quadro, eccetera, eccetera. Quindi uno spazio che per me era uno spazio, come direbbe Erving Goffman, di retroscena, quindi dove io preparo di solito questi interventi, quindi leggo, studio, scrivo, diventa uno spazio di ribalta, il mio palcoscenico. Ma pensate quanto queste cose sono elevate all'ennesima potenza con tutti i social, e quindi vari spazi vanno un po' a fondersi, così come si fondono i pubblici. Cioè, quello che dico sempre ai ragazzi e ragazzi in classe, se quando io faccio una marachella, o dico marachella elementare, insomma, altre parole alle persone, ai ragazzi e ragazze più grandi, se un tempo, appunto, facevo una cosa con i miei amici e mia mamma raccontava una cosa un po' diversa, se i miei genitori mi scoprivano, adesso è un po' più difficile. Io uso spesso la metafora del papiro di laurea, no? Dove tutte le cose che hai combinato alla fine escono fuori e il tuo fidanzato o tua fidanzata nuovi scoprono di tutte le tue avventure avute prima, i tuoi genitori scoprono che non sei l'angioletto che pensavano fossi, una serie di cose, no? Lì i contesti collassano, perché i genitori, i migliori amici, le persone più intime sono tutte insieme e il contesto collassa e tutti vedono lo stesso messaggio. Con i media digitali, soprattutto con i social, questa cosa avviene quotidianamente. E avviene quotidianamente nei confronti di pubblici che non sono visibili, no? Io performo la mia identità, perché di identità stiamo parlando, con pubblici che non sempre posso vedere. Ma, per esempio, in questo momento il mio Instagram può essere visionato da qualsiasi personaggio, qualsiasi persona che sta vedendo chi sono, cosa faccio, cosa mi piace, cosa non mi piace, no? Senza che lo sappia, fondamentalmente. E non è un caso, e qua vi do un piccolo insight, che ragazze e ragazzi preferiscano le stories, perché nelle stories tu vedi chi ti guarda. No? Quindi ragazze e ragazzi stanno vedendo, riconoscendo dinamiche mediali, e questo è importante perché stiamo interiorizzando le dinamiche mediali, è importante, a volte anche spaventoso, perché a volte sono dinamiche di marketing che importiamo nel nostro modo di essere, di fare. Ecco, queste dinamiche loro le riconoscono e trovano delle scappatoie, no? Usano le tecnologie in modo un po' diverso. Tra parentesi sono le ragazze e ragazzi che hanno lanciato l'uso dell'SMS. L'SMS, per esempio, è stato inventato per comunicazione di servizio. Ma ragazze e ragazzi, no, rimodellano il loro piacimento una tecnologia e ne fanno un linguaggio nuovo, i famosi emoticons. Quindi, di nuovo, non c'è una linea dritta che va da tecnologia a società, ma c'è un andirivieni, una modellazione reciproca nel quale tutti noi, ragazzi e ragazzi in primis, riprendiamo le tecnologie per rimodellarle in base a quello che facciamo. Quindi, di nuovo, altra cosa da spezzare, non esiste che la tecnologia crea qualcosa, appunto. È più complesso. Vediamo anche adesso, oggi, come. Allora, il contesto in cui siamo è un contesto in cui la costruzione identitaria dei giovani passa in modo importante dai social, perché lì ho riconoscimento da parte del gruppo di pari, soprattutto. Non me ne frega niente se sono un ragazzo di 14 anni del commento di mio zio. Anzi, cerco di scappare il più possibile dai social nel momento in cui gli adulti, come no, dei barbari, arrivano e invadono spazi che pensavo fossero miei, no? Ma questa è una cosa che è sempre successa, pensate anche quando anche spazi all'aperto, no? Io ricordo quando ero ragazzino, nel momento in cui giocavo sempre a campetto a basket, nel momento in cui arrivavano gli adulti o i genitori per controllare un po', si mettevano a fare un po' di esercizi nel percorso vita là vicino, cambiavi il campetto, fondamentalmente, no? Vuoi la tua identità, vuoi la tua autonomia. In questi nei social e nei media digitali in generale poi c'è un'alta centralità rispetto alla sessualità. Sono temi che esistono in vari modi, dopo vediamo anche come, e questo ovviamente va a creare una paura infinita degli adulti. No? Si crea un panico morale altissimo, la paura che ragazzi e ragazze incappino in foto, video, insomma, contenuti a loro non dedicati, mettiamola così. Il fatto anche che, e qui ci sono le questioni di potere sotto anche, che dovremmo imparare a riconoscere, il fatto che magari hanno accesso a informazioni che noi non volevamo che conoscessero. Sono informazioni magari che non vogliamo che conoscano per questioni di protezione, ma a volte anche questioni di messa in dubbio di un'autorità
che nel tempo si sta un po' frantumando, nel senso che il rapporto verticale insegnante, alunni, così come quello genitori e figli, si sta un po' ridefinendo, no? In maniera un po' più orizzontale, e in questo c'è anche un aspetto appunto dei media digitali, cioè posso conoscere di più, posso mettere più in dubbio il tuo ruolo, no? A maggior ragione nel momento in cui credo che tu sei uno incapace rispetto a un mondo che è quello odierno digitale. Tutto questo, sto provando a darvi un'infarinatura veramente generale su quello che è, sto facendo in 3 slide un corso di sociologia dei media di 40 ore che tengo all'università. In tutto questo non dobbiamo poi dimenticarci che le piattaforme però non sono neutre. Abbiamo detto sì, che la società e le tecnologie si modellano a vicenda, ma le piattaforme che usiamo non sono semplicemente spazi in cui buttare cose. Modellano il comportamento, ma non nei termini behavioristi, nel senso di ti dico cosa fare, ma ti do dei binari, no? Se io sono su Facebook posso fare certe cose, altre no, anche tecnicamente. Se sono su Instagram posso fare certe, altre no. Poi è vero che vado a ridefinire come utente alcune cose, è vero che poi le piattaforme seguono alcune richieste degli utenti, perché devono vendere fondamentalmente, ma le piattaforme non sono neutre, tant'è che una serie di autori, la prima delle quali è Joseph Van Dyke, ha scritto di recente, lo trovate tradotto in italiano, un libro che si chiama Platform Society, dove appunto inizia a porre insomma, no, degli aspetti critici rispetto a quanto le piattaforme siano importanti oggi nella società e quanto stiano in qualche modo anche dando forma alla società. Ma ripeto, sempre in un'idea di mutual shaping, di mutua influenza. Siamo poi in una, come diciamo prima, ho pubblici di riferimento invisibili, o di riferimento invisibili, sì, ma con dinamiche di visibilità sociale reciproca. Cioè, se la TV, se il medium tradizionale è un emittente che trasmette a una serie di destinatari, qui abbiamo tanti destinatari e tanti emittenti che incrociandosi si vedono, si guardano, e capite come per un adolescente o una ragazza o un ragazzo, ma anche per gli adulti poi, il fatto di guardarsi e farsi vedere sia poi fondamentale, perché sappiamo tutti che l'identità è un'istanza relazionale che si crea in relazione con l'altro. I media digitali danno una possibilità enorme di visibilità reciproca. Dall'altra parte questa visibilità enorme diventa, provate a mettere nei panni di un ragazzo o ragazza, uno stress abbastanza elevato, cioè ogni giorno io sono sul palcoscenico, devo mostrare qualcosa, devo capire se piaccio agli altri, devo capire se è pari, tant'è che ci sono grosse porzioni anche di ragazze e ragazzi che iniziano o a uscire dai social o a fare anche periodi, no, di uscita, o piuttosto a cercare di usare meno, perché sentono su di loro questa pressione. Quindi non è l'idea che queste ragazze e ragazzi usano i social senza neanche metterci la testa. Ultimo aspetto è quello dell'omofilia. Chiaramente poi io nei social sto spesso nei gruppi che mi sono affini. Quindi questo è un pericolo non da poco, perché poi si costruiscono le cosiddette echo chamber, le bolle, no? Dove rimbalzano un certo tipo di visione, e quindi l'idea quasi libertaria, comunque l'idea romantica che aveva all'inizio internet di posso dare possibilità a tutti di confrontarsi su cose diverse, quindi posso entrare in contatto con persone molto diverse da me e magari iniziare a aprire un po' la mia testa, rischia a volte, no, di diventare il contrario nel momento in cui io sono nel mio gruppetto, dove magari si parla in un certo modo delle ragazze, delle donne, e penso che quello sia il mondo, perché tutte ne parlano così. Anzi, viene rinforzato dal fatto che io devo parlarne così. Quindi ci sono anche questi aspetti. Il punto di partenza però che appunto vorrei che fosse chiaro oggi è questo. Questo è, come vedete dalla data della citazione, è una citazione vecchia, è del 2008, siamo nel 2020, sono passati 12 anni, e per le cose, per gli aspetti digitali, 12 anni sono veramente un termine infinito. Però ancora noi adulti spesso non riusciamo a entrare in questo tipo di ottica. Cioè guardare tutto digitale, social, i videogiochi anche. Tu parla dell'iPod, quindi del lettore MP3, che ormai è una cosa che non si usa quasi più perché c'è il cellulare, c'è lo smartphone. Sono tutti strumenti della cultura di giovanile. Quindi ragazzi e ragazzi oggi crescono, trovano la loro identità, la modificano, combattono per la propria autonomia attraverso questi oggetti e attraverso queste piattaforme. Qui, come adulti, la prima cosa da fare è riconoscere che questo è un pezzo di cultura. Ve lo dico perché
forse qualcuno di voi ha provato a guardare TikTok, una piattaforma che adesso va super in voga, soprattutto dai più giovani, anche se poi anche qui una serie di adulti, soprattutto nel lockdown, hanno iniziato a invadere, a fare balletti, e quindi anche i ragazzi mi dicono: ma questi cosa vogliono? Vengono sempre un po' le scatole nelle nostre cose. Detto questo, ecco, se uno guarda TikTok, vi consiglio, se lavorate con i più giovani, di scaricarvelo. Non c'è bisogno di iscriversi, potete scorrere e vedere cosa fanno le persone che sono lì dentro. Ecco, dopo i primi 5 minuti, ma forse anche 2, penserete: mamma mia, questa è una grandissima cavolata. Cioè, come si fa a divertirsi con questa cosa qua? Ecco, quello è l'indice di quanto noi spesso, vi dico, la prima volta che ho guardato anche io, ho detto: mamma mia, cosa c'è qui? Ok? È l'indice di quanto noi spesso siamo scollati, non riusciamo a vedere quanto quello è un pezzo di cultura loro. E cultura non vuol dire solo cultura a livello borghesiano, appunto, di cultura alta, scuola, educazione, eccetera. Ci sono aspetti di cultura su culture che non dobbiamo dimenticare, perché altrimenti, di nuovo, se vogliamo lavorare con ragazzi e ragazze, queste cose le perdiamo. Quindi, digitale come pezzo della loro cultura. I meme, la battuta, la foto, magari che a noi sembra sciocchissima, a loro fa ridere, c'è un motivo per cui fanno fa ridere questa cosa. È un pezzo della subcultura dei pari. Se no torniamo alla vecchia idea, no, che si stava meglio una volta, quindi il fatto che i giovani non hanno più valori, i giovani non sono più attenti, i giovani non sanno più studiare, non hanno più le vere amicizie, questa cosa che oggi non ve la faccio vedere per questione di tempo, ma insomma è una retorica abbastanza antica, abbastanza, dalla notte dei tempi, no? Chi si guardava indietro verso le generazioni più giovani diceva qualcosa del genere. Quindi ecco, per lavorare con loro questa cosa dobbiamo metterla da parte immediatamente. Essere curiosi non vuol dire iscriversi su TikTok e fare i video su TikTok, perché poi scimmiottare quello che fanno ragazzi e ragazzi è più pericoloso di avere un ruolo un po' diverso. Ma almeno riconoscere che è una parte, incuriosirsi rispetto a questa parte. Allora, arriviamo dunque al fatto che in internet ci sono sicuramente dei rischi. Vi faccio un po', anticipo un po' le cose che vi dirò alla fine. Come direbbero i ragazzi, faccio un po' di spoiler. L'idea di questo incontro non è dire i rischi non esistono, è tutto bellissimo. No, è però dire proviamo a guardare a questi rischi con un occhio diverso per riconoscere dove stanno i problemi e per aiutare ragazzi e ragazze ad affrontarli, o per comunque inventare, immaginare attività che possono aiutare loro ad avere uno sguardo critico. Quindi questa lunga serie di rischi la conoscete benissimo. Mi chiedono, penso, 3-4 volte al mese di fare incontri sul bullismo. Sì, sono importanti, certo. Però se l'incontro sul bullismo, anzi sul cyberbullismo, è semplicemente l'esperto, tra virgolette, che viene e ti dice non offendere i tuoi amici in Facebook o in Instagram, capite che questa cosa vale poco. Se l'incontro sulle questioni sessuali di genere è non mettere le tue foto in costume è sbagliato, o peggio ancora, come ho sentito dire in alcune interviste, alcuni tipi di formatori, che, vabbè, concetto tipo anche di background, che dicono se tu metti la tua foto in costume in Instagram è come mettere una bistecca davanti a un Rottweiler, è ovvio che qualcuno ti rompe le scatole. Ecco, se questo è il punto di partenza, direi io, è meglio non lavorare con i ragazzi. Insomma, se partiamo dall'idea che appunto tutto deve essere fatto secondo alcune cose e senza guardare appunto la loro cultura, ci stiamo dimenticando. Oggi proviamo a guardare i pezzi della loro cultura per capirli. Quindi questi rischi ci sono sicuramente sì, sono importanti affrontare sicuramente sì. Sono l'unica cosa da fare quando lavoriamo con ragazzi e ragazzi? No, perché c'è tutto questo aspetto qua, dell'opportunità online. Quindi, e non sto dicendo che online ci sono più opportunità che rischi, sto dicendo che ci sono entrambi. Sto dicendo che quando lavoriamo con i ragazzi e le ragazze dobbiamo ricordarci sia di dare strumenti loro per abbassare il livello di rischio, ricordandoci che il rischio serve per crescere comunque. Il rischio non è danno. Quindi il rischio serve anche per crescere, quindi dobbiamo aiutarli a creare degli strumenti per affrontare i rischi, ma dobbiamo anche aiutarli a creare degli strumenti per far crescere le opportunità che la rete dà. No? Quindi il fatto di potersi collegare, poter creare contenuti, no? La parte, visto che oggi parliamo di questo, di libertà identitaria, è un grosso aspetto importante su internet, di conoscenza rispetto per esempio alla sessualità. In internet c'è un sacco di informazioni sulla sessualità, ci sono un sacco di cavolate anche, ci sono anche un sacco di siti che non hanno senso, è vero. Allora quello che dobbiamo fare noi è dire sì, ci sono le fake news, ci sono le cose sbagliate, no? Ci sono tutti i siti pro ana, pro mia, tutte queste cose esistono, certo, no? Ma dall'altra parte non possiamo chiuderci
no, nel castello del queste cose non si devono guardare e perdere quindi tutto l'altro aspetto, per esempio libertà identitaria. Quante ragazze e quanti ragazzi oggi, magari con un orientamento sessuale diverso da quello dei loro amici, grazie alla rete trovano un supporto per capire un pochino, no? Chi sono, cosa fanno, cosa gli piace. Qualcuno poi di voi potrà obiettare, sì, e poi trovano qualcuno che adesca questa persona per poi sfruttare qualcosa. C'è anche quello, è vero, no? Però appunto si può buttare, come si dice, il bambino con l'acqua sporca. Allora, proviamo il primo esperimento sociale con voi. Allora, questo è un codice, voi potete semplicemente collegare su questo sito www.menti.com, vi chiederà un codice, date questo codice e entrate in questa pagina, vi farà delle domande. Per chi vuole invece poi potrete inquadrare il QR code col vostro smartphone e si dovrebbe aprire automaticamente la piattaforma. Questa piattaforma vi vengono fatte le domande, no? La prima è questa, la prima parola che vi viene in mente quando parliamo di media sessualità. Quindi se voi compilate questo piccolo form, io adesso condivido l'altra schermata, vedrete che a monitor inizieranno a uscire le parole che ciascuno di voi ha inserito, è tutto anonimo, quindi state tranquilli, e si creerà una tag cloud, dopo vi spiego anche che cos'è per chi non lo sapesse. Tanto cambio schermata così. Stop share. Ecco qua. Vedete che mano a mano si sta creando la nostra cloud. Ok, siamo a 60 rispondenti, aspettiamo un attimino così abbiamo la maggior parte di... In seguito poi fa un'altra domanda, dopo vediamo anche quella, solo intanto... Ok. Allora, siamo insomma a più di 60 rispondenti. Ecco, ci avrei messo la mano sul fuoco che la parola più citata sarebbe stata pornografia o porno, possiamo adesso. Questa è una tag cloud, quindi le parole più in grande sono quelle più ripetute. L'altra cosa, provo a leggere velocemente, ci vorrebbe un'analisi un pochino più calma, però vedete che c'è appunto pornografia e porno sono gettonatissimi, così come il sexting, foto, che poi possono forse collegare al sexting, pericolo, rischio, revenge porn, quindi c'è tutto un aspetto, tutta una parte pericolosità negativa e poi c'è tutto l'aspetto invece più positiva, tipo piacere, possibilità, vedo, informazione illimitate, quindi sì, ecco, c'è, però mi sembra che invece le cose preponderanti siano ovviamente porno e pornografia, perché, come vi dirò anche dopo, è esattamente la prima cosa che viene in mente a tutti e a tutte. Quando vado in classe chiedo, quando parlo di queste cose in classe con i ragazzi e ragazze, chiedo qual è la prima parola che viene in mente, porno, sempre. No? E l'idea è che appunto interessi soprattutto questo. Dopo però magari riprendiamo questa e vediamo. Vorrei mostrarvi la prossima slide. Vediamo se questo va avanti. Ok. Ok, scusate che lo faccio da chiudo e riapro, così mostro la seconda slide.
Anzi, faccio da qui tanto, anche se vedete lo sfondo non mi cambia nulla. Ok. Dopo quella sulla domanda sulla prima parola dovrebbe venire fuori un'altra domanda, e cioè appunto questa sul dare un voto su quanto siete d'accordo con queste frasi. Quindi vi chiederei se la vedete di... Ok, iniziamo la risposta. Ok, allora, lascio rispondere l'ultimo, insomma siamo già a buon punto. Come potete vedere anche da questa piccola infografica, da questa tabella, da questo grafico, insomma l'idea è insomma, che diciamo, la platea, o meglio il pubblico che è qui, è molto d'accordo insomma col fatto che il porno fa male, appunto. Dopo ne parliamo così vediamo cosa vuol dire fa male, fa bene. C'è insomma una grossa fetta di persone che, secondo le quali i bambini e le bambine approcciano troppo precocemente al sesso, quindi dopo parleremo di sessualizzazione e capiremo anche questo, se è un problema reale o non reale, come prenderlo per lavorare con ragazze e con ragazzi. Terza domanda è quella sul sexting. Anche qui diciamo, la maggior parte di persone, qui è abbastanza livellato, se vedete sullo sfondo c'è una piccola curva, insomma qui è abbastanza livellato, d'accordo, sullo scambio di immagini, benissimo, e così come, ecco, forse la regolamentare non è la cosa più importante, mi state dicendo voi, mentre i media hanno una forte influenza su questo, sì, ecco. Proviamo a smontare tutte e 5 queste cose, o meglio, ripeto, non smontare perché non sia così, punto, ma andiamo a problematizzarle un attimo. Quindi adesso io ritorno alla mia presentazione, così iniziamo a smontare tutti questi, poi ci ritorniamo su questo piccolo risultato, che ha una valenza chiaramente empirica, ma insomma ci può dare qualche idea. Allora, eccoci qua. Adesso tornare a vedere la presentazione. Bene, allora, cosa si dice intorno ai media e alla sessualità? Che è un po' quello che state dicendo anche voi. C'è una grossissima fetta di dibattito che si sta concentrando sulla pornografizzazione, cioè il fatto che il porno abbia invaso i canoni estetici e comunicativi di vari, voglio dire, media, quindi la TV, la pubblicità e quant'altro, così come altre parti della nostra vita. Quindi il porno sembra che sia ovunque e che sia diventato ormai un aspetto quotidiano, soprattutto per quello che sono le ragazze e i ragazzi. Ecco, qua già iniziamo un po' a dire la cosa non è esattamente così, nel senso che per quanto i canoni estetici stiano spostando anche, cioè, quindi pensate, c'è della Müller tempo fa,
o altre pubblicità, insomma, sono dei canoni estetici pornografici che si stanno un po' appropriando di altri spazi, è vero. Il fatto che però queste cose siano totalmente parte della vita quotidiana dei ragazzi e ragazzi, inizierei un po' a mettere in dubbio. Se diciamo questo perché pensiamo che ragazze e ragazzi sanno cos'è un porno o hanno avuto accesso alla pornografia, sì e no, adesso vediamo fra poi i dati. Se pensiamo che per loro sia una cosa del tutto normale, siamo fuori strada. Ci sono ancora fortissimi pregiudizi sul porno, fortissime idee che si cristallizzano su antiche posizioni di genere, quindi è una cosa per uomini, non è una cosa per donne, per esempio. Questo parlo delle interviste dei ragazzi e dei ragazzi. Ancora ci sono vari tabù che girano intorno al porno e insomma sono alcune cose che non vi anticipo adesso perché dopo faremo un affondo su questo, però già lo problematizziamo. La cultura sessualizzata, anche qui relativamente, scusate che mi è arrivato un messaggio da Stefania. Ah, ok, grazie Stefania, grazie mille. Adesso lo ricondivido perché si vede che ha condiviso solo il desktop. Voilà. Ecco, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Bene. Allora, altre questioni. La cultura è sessualizzata, i giovani sono dipendenti sia dal sesso che dai media. Addirittura qualcuno, ho fatto un convegno tempo fa, qualche sessuologo addirittura mi ha, cioè no, in realtà non è sessuologo, è un medico che si occupa anche di sessualità, mi dice che ragazzi e ragazze stanno abbandonando i rapporti sessuali in favore dei rapporti digitali. La domanda che pongo io è davvero così? E più che altro, è semplicemente così? Allora, uno potrebbe obiettare, sì, senti, ci sono i dati che dicono che i ragazzi e le ragazze preferiscono il porno al rapporto sessuale, come fai a obiettare una cosa del genere? Io dico che dalle interviste qualitative che abbiamo fatto i risultati sono un po' diversi e soprattutto è la risposta che i ragazzi e le ragazze danno che ci deve interessare, perché altrimenti finiamo appunto in quella gabbia di timore in cui tutte le novità creano un distanziamento da quello che c'era prima. Esempio, c'è adesso un grosso dibattito sulla questione sex robots e l'idea che si possa abbandonare la sessualità in favore del fatto di fare sesso con il robot perché è più facile, è più bello e non ho nessun tipo di ansia e quant'altro. Di nuovo, sono visioni un po' troppo deterministiche. I media non creano questa cosa, appunto. Ci sono questioni sociali intorno a tutto questo che dobbiamo guardare. Intorno al mutamento della sessualità, intorno al mutamento dell'idea di cosa è il sesso, intorno alla dipendenza, che anche su questo io sono fortemente critico, perché la dipendenza clinica è un conto, quello che spesso si accusa ai ragazzi di essere dipendenti dai media è un'altra storia, prima cosa. Seconda cosa, ci dimentichiamo appunto che quelli sono pezzi della loro vita. E ci dimentichiamo che noi in tutta la storia, in tutta la nostra vita da adulti, abbiamo continuato a chiudere spazi di socialità e di divertimento ai bambini e alle bambine, in ragione per la sicurezza, lì in strada non si può più giocare, e là non si può più andare. Questi a un certo punto in casa escono, no? Anche attraverso i media digitali. Si trovano con i loro amici e le loro amiche, dobbiamo riconoscere questo aspetto, no? Altrimenti cadiamo nel trabocchetto. Allora, andiamo un po' a capire perché a questo punto i sex media diventano interessanti da guardare, da studiare e da comprendere. Abbiamo detto prima, sono forme mediali in cui il sesso è l'oggetto principale. Benissimo. Ma quello che non interessa è che grazie allo sguardo che possiamo dare ai sex media, noi possiamo vedere una serie di questioni. Per esempio questa della dipendenza. La relazione che ragazzi e ragazze hanno con i media digitali. I loro desideri. L'intimità che creano attraverso i media digitali, che non è un'intimità fasulla. E, altra cosa, il piacere, che è una cosa che ci dimentichiamo spesso. No? Quindi pensiamo sempre al danno o eventualmente al rischio che quella cosa può fare, ma ci dimentichiamo perché i ragazzi e ragazze lo fanno. Il piacere che possono trarre da questa cosa, che ha varie sfaccettature. Magari è un piacere anche, in qualche modo, passatemi il termine, un po' pericoloso, perché è un piacere che nell'immediato ti serve, ma nel lungo periodo potrebbe darti problemi. No? Ecco. Però i sex media ci mostrano quanto un approccio critico sia fondamentale. E attenzione che con critico non intendo di dire queste sono cose sbagliate. Intendo appunto un approccio che si elevi rispetto a visioni apocalittiche o integrate, appunto, ma che cerca di guardare il mondo nella sua complessità, perché quello di cui hanno bisogno le ragazze e ragazzi, lo dirò anche in conclusione,
è abbracciare la complessità. Noi come adulti spesso invece la riduciamo a zero. È vero che come educatori, come educatrici, come persone che lavorano o vivono con ragazzi e ragazze, a volte bisogna ridurla per dare una risposta a queste ragazze e a questi ragazzi. Vado in classe e una ragazza mi dice: ma io posso inviare la mia foto nuda a una persona che mi piace? Cosa gli dico in quel momento? Magari siamo alla scuola media. Cosa gli dico? Non posso da sociologo dire dipende, dobbiamo... In quel momento mi tocca dire di no. Però questi sono indici di necessità di dialogare su questi temi per periodi più lunghi, per costruire insieme una cultura che englobi anche la parte sulla sessualità. Allora, i media hanno a che fare con la sessualità, abbiamo detto di sì, ma hanno a che fare in un certo modo. Le rappresentazioni che noi abbiamo culturali sui media rappresentano sesso e genere, ovviamente, in modo gerarchico e binario. È chiaro che i media mostrano la sessualità in modo veramente binario. Quindi c'è di solito l'eterosessualità, forse un po' di omosessualità e soprattutto quella maschile. Tutto il resto non esiste, quindi sembra che la sessualità abbia delle caselline ben precise e non si possa essere un po' diversi da quello che ci viene illustrato. C'è addirittura poi una gerarchia anche di quello che presento. Quindi una sessualità è più importante di altre, un genere è più importante di altri, quindi i media sono importanti in tutto questo, certo, perché danno idea e danno rappresentazione di quello che può essere il mondo. Non dicono cose, non dico devi pensare a questo com'è, però danno rappresentazioni. È un pezzo dell'esperienza dei ragazzi. Quindi può influenzare sicuramente il modo di intendere sesso e genere, sicuramente sì, ma non sono l'unica fonte, ripeto. E il sesso però poi discusso nei media, qua di sfondo non so se riconoscete un piccolo fotogramma di Amarcord, no? Quando il ragazzo entra nella famosa tabaccaia. Ecco, nei media il sesso è discusso spesso come piacere o pericolo. Basta. Quindi è una cosa piacevole, eccetera, oppure una cosa rischiosa. Stiamo facendo dei lavori adesso su una lungo gruppo di serie TV che parlano di sesso, tipo Sex Education e altre, per vedere com'è discusso il sesso e come è discusso il genere. Insomma, ancora abbiamo visioni un pochino rigide. E noi dobbiamo aiutare ragazzi e ragazze a complessificare questa cosa qua. Questo è un'immagine, diciamo così, simpatica, ma che contiene delle verità, che dei colleghi hanno creato per parlare di come si parla del sesso nei media, no? E adesso provate appunto a guardare ad alcune, esempio, le rappresentazioni sono che tutto il porno è sbagliato, oppure buono, dall'altra parte. Che il fatto che ci sia un'erezione sia indice di desiderio, no? Quindi se tu hai un desiderio, hai un'erezione, punto. No? Che tutti hanno bisogno di fare sesso per essere felici. No, guardate, se voi guardate a una queste caselline, vedete quanto il sesso, e poi anche il genere, sia stereotipato nei media, intendo media mainstream, e come questo può dare una certa idea di cosa è la sessualità. Un'idea che va lontanissima da quella complessità che in realtà abbiamo quando parliamo di sessualità e quando parliamo di genere, no? Quando parliamo di desiderio, quando parliamo appunto del fatto che, per esempio, se il fatto che il sesso è l'unica cosa che ti rende felice, ci sono anche delle persone che a quel sesso non interessa. Esistono anche loro. Sono felici così? Sì, benissimo. Il fatto che appunto si continua a parlare dell'addiction rispetto al sesso, no? E quindi pensate quanto poi anche i ragazzi e ragazze sono bombardati da una serie di idee che rendono il sesso una cosa così incasellabile, così rigida, e in un'età in cui la performance è fondamentale, in cui io mi misuro continuamente con la mia identità, tutto questo mi crea paure, disagi e altro. Ma parliamo poi della sessualizzazione. Cioè, cosa vuol dire che il sesso, come avete detto voi, ragazzi e ragazze si approcciano troppo precocemente al sesso? Ecco, anche su questo io spezzerei una lancia rispetto al fatto che, al netto che di sessualizzazione si può parlare sì, perché è vero che le rappresentazioni sessuali sono molto più accessibili rispetto al passato, questo è indubbio. A parte che non c'è una storia lineare, anche qui diciamo, ci sono dei momenti in cui è più visibile e meno visibile, oggi è altamente visibile anche grazie a internet, ma spesso quando parliamo di queste cose si citano una serie di
ricerche o una serie di visioni che spesso però non vanno a puntualizzare quali sono le evidenze empiriche. Cioè si parla di giovani, di bambini, bambine, senza distinguere alcun tipo di figura, no? Se poi ci va a guardare la ricerca sulla sessualità, e vi dico, ci sono delle riviste come Porn Studies, Sexualities, sono in inglese ma sono secondo me facilmente accessibili a livello di letteratura, ma ci sono anche ricerche italiane. Una di quelle persone che fa queste cose sono io come gruppo di ricerca a Padova, ma ce ne sono anche altri. Ecco, la ricerca restituisce immagini molto più complesse della vita dei ragazzi e ragazze, delle relazioni che hanno con il sesso e i media. Non è semplicemente sono addicted rispetto a queste tecnologie e punto. Oppure mandano foto di loro, no, a caso e poi c'è il revenge porn sempre. Allora, il revenge porn è un problema sicuramente grossissimo. Lo risolviamo dicendo di non mandare le foto? No. Lo risolviamo facendo lavori sul genere, sulla sessualità, sul corpo, sull'intimità. Ma questo andiamo a vedere nell'ultimissima parte in cui vi darò questi tipi di suggerimenti, almeno che secondo me sono preziosi. Quindi, sessualizzazione utile come fatto che il sesso è sempre più visibile nelle culture occidentali, poi, dal fatto che lo sceno, no? Cioè quello che doveva rimanere fuori dalla scena, diventa on scene, quindi tante cose che erano nel privato adesso vanno nel pubblico, anche gli aspetti corporei, anche gli aspetti sessuali. Questo però è un dato di fatto. Quindi, cosa facciamo noi con le ragazze e con i ragazzi? Li tappiamo gli occhi? O cerchiamo di lavorare con loro dando strumenti per comprendere queste cose? Cerchiamo di lavorare con loro affinché abbiano appunto le capacità critiche di guardare queste cose e magari anche di rifiutarle, se vogliono. Di rifiutare un certo tipo di sessualità così come viene rappresentata. Di rifiutare un certo modo di usare il corpo femminile, per esempio. Allora, quali sono poi le problematiche quando parliamo, se facciamo un affondo sui media digitali? Allora, in questo caso, le cose di cui abbiamo parlato fino adesso vanno a veramente esplodere e vanno a comporre gli elementi di quella che ho definito più una bomba. Abbiamo 3 elementi importanti. La sessualità, abbiamo visto, è spaventosa già di sé, per sé. Quindi si ha paura, bisogna controllarla, bisogna sempre stare attenti a come è rappresentata. Spesso poi con l'idea di questa è una cosa che protegge i bambini e le bambine. Ma forse, e dopo lo diciamo più nel dettaglio, stiamo negando un po' i diritti ai ragazzi e alle ragazze sugli aspetti sessuali. No? Quindi il fatto di li proteggiamo, questa cosa non gliela mostriamo, forse da una parte adulta è più un mantengo il mio potere rispetto a un gruppo che ha meno voce in capitolo. No? E quindi perché dargli tutto questo potere a questi? No? Quindi sessualità è un problema. Giovani, come avevo detto adesso un altro, no? Vi ricorderete gli scontri tra Moz e Rocker in Inghilterra, no? Che avevano sconvolto un po' le pagine dei giornali in cui appunto, si rappresentavano i giovani come questi che sono una cosa terribile, distruggono la vita di tutti. Esempio lampante, ce l'abbiamo avuto qualche giorno fa con i grossi dibattiti sulla cosiddetta Movida. No? Quindi sono i giovani quelli che stanno distruggendo, no, il precario equilibrio che abbiamo creato con il lockdown, secondo alcune letture. Io direi, al netto che quei comportamenti sono da condannare, bisogna stare ovviamente un po' attenti a alcune cose, ma forse anche là, di nuovo, buttando addosso ai giovani questa responsabilità, ci stiamo dimenticando di tutto il resto che c'è intorno, tipo persone costrette ad andare a lavorare in condizioni in cui appunto la sicurezza è tutt'altro che garantita, per esempio. No? Il fatto che alcune scelte non sono state fatte ancora in modo deciso. Insomma, una serie di cose e questo periodo ci sta mostrando di nuovo come spesso sui giovani ricade un po' questa cosa, no? Gli scriteriati, mettiamola così. Terzo elemento, internet, i media. Internet quindi è una cosa che comunque spaventa di per sé e perciò unendo questi 3 elementi iniziamo a creare quella bomba, quel panico di poi morale, no? Che si crea dentro di noi, che a volte semplicemente anche a desiderio di protezione rispetto ai più piccoli ci siamo spaventati da cose che sono molto diverse da come ci vengono raccontate. La questione per esempio di dipendenza dei media, qualche mese fa, ormai penso era dicembre, su un giornale locale appare una notizia che parla di una ragazzina che ha tentato il suicidio in seguito al fatto che il suo insegnante le aveva sequestrato lo smartphone. Il titolo era "Le sequestrano lo smartphone, tenta il suicidio". Capite che questo tipo di racconto, questo tipo di narrazione è quella che costruisce esattamente il panico morale, cioè il fatto che i giovani sono talmente dipendenti dai media
digitali che se glieli togli, questi addirittura si ammazzano. Senza invece andare in quella complessità propria di questo tipo di evento, poi dopo se ne aveva leggere l'articolo si raccontava che lei era infelice in quel momento, aveva avuto dei problemi in casa, il fatto che è stata ripresa, cioè, quindi lo smartphone era magari stato la goccia che poteva bloccare il vaso, non è io ti tolgo lo smartphone, tu ti ammazzi. No? Di nuovo, questo panico morale è una cosa che esiste da sempre, si collega ai media da sempre, si collega alle tecnologie da sempre. Pensate che la macchina da cucire era stata accusata, quando è stata inventata, di poter modificare la sessualità femminile, perché siccome la gamba, ovviamente prima il pedale, la gamba è collegata al bacino, il bacino, sapete meglio di me, sono contenute una serie di elementi legati anche alla sessualità, quindi poteva modificare. Oppure il cinema è stato tacciato inizialmente di poter approcciare in modo troppo veloce i ragazzi al sesso, ma non per i contenuti, non per le immagini, ma piuttosto perché era una sequenza velocissima di immagini che in qualche modo poteva modificare il cervello e quindi dare l'idea di riprodurre quel tipo di movimento, no, veloce e ripetitivo che è quello che potenzialmente si può avere un rapporto sessuale. Quindi ragazzi di nuovo, giovani, donne, migranti, no? Sempre gruppi specifici, cioè quelli che fanno alzare il panico morale sono sempre gruppi definiti e fatalità sono sempre quei gruppi che solitamente nella società hanno posizioni di potere inferiori. Sono gruppi che vengono sempre messi nell'angolo. E i media servono appunto come scusa a volte anche per appunto lo facciamo per proteggere i piccoli, ma in realtà forse li stiamo mettendo nell'angolo. Ci sono una serie di questioni etiche e poi metodologiche quando lavoriamo su queste cose, però ovvio che non possiamo lavorare con una totale libertà di tutto e senza pensare che davanti a noi c'è un certo tipo appunto di audience, che possono essere ragazzi e ragazze elementari, piuttosto che quelli superiori o quelli ancora più grandi. Quindi su questo ovviamente sono delle questioni rilevanti che andiamo adesso ad affrontare. E le affrontiamo come? Pensando alla prima questione, e questo sono gli insegnamenti che ci fanno i cultural studies. Abbiamo detto prima, i media hanno tutto un certo tipo di background. Abbiamo detto che dobbiamo vedere la cultura giovanile, dobbiamo guardare la cultura giovanile. Abbiamo detto che ci sono rischi ma anche opportunità. Ok. Tutto questo dove si inserisce? In un quadro in cui la realtà non esiste. È una costruzione sociale, una costruzione culturale. Quindi i ruoli, le azioni non sono semplicemente frutto di come posso dire, di un'imposizione naturale o un'imposizione tecnologica dall'altra parte, no? Quello che ci dobbiamo chiedere è come ragazze e ragazzi costruiscono socialmente e culturalmente l'esperienza con queste cose, i media, il genere, i corpi e anche il piacere, perché di nuovo dimentichi che Cultural Studies hanno un ottimo, secondo me, hanno fatto un'ottima cosa, cioè riconoscere il fatto che c'è il piacere da guardare, noi dobbiamo studiare il piacere, capire, no? Come si costruisce, capire il senso che ragazze e ragazze danno a questo piacere, perché da quello è anche collegato un sacco di cose, ripeto, anche per esempio i ruoli di genere. Riconoscere il fatto che il sesso e le pratiche così connesse e annesse al sesso non sono solo rischio, ma possono essere anche opportunità. Perché non possiamo immaginare che a un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 16 anni, noi diciamo non fare sexing, punto. Perché cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo dicendo? Non provare piacere? Quindi forse il non fare sexing, anche noi lo pensiamo come una cosa molto più complessa. Non stiamo dicendo non lo fai, ma stiamo dicendo stai attenta, guarda cosa può succedere, no? E ho detto stai attenta non a caso, perché poi alla fine è lì che va a finire il problema, solitamente. Tutto questo per sviluppare quello che Ken Plummer negli anni 90 chiamava cittadinanza sessuale. Ken Plummer in quegli anni forgia, insomma, poi assieme a un approccio a tutta la letteratura queer, anche che era già a lavoro su questi temi, forgia questo tema perché? Per parlare soprattutto delle comunità LGBT, che poi diventano LGBTQI, eccetera, eccetera. Lo fa per dire che si legava la cittadinanza sessuale a questi tipi di comunità. Possiamo usare questo tipo di approccio, questo tipo di visione per ragazzi e ragazze? Certo. Forse oggi stiamo negando la cittadinanza sessuale ai ragazzi e ragazzi, di nuovo, vietando alcune cose senza metterle in dubbio. Senza mettere in dubbio quelle che sono le cosiddette
attività sessuali online, che ragazze e ragazzi fanno o che faranno. Quindi è bene forse attrezzarli, dicevo prima, affinché possano comprendere al meglio queste cose. Allora, la letteratura distingue 3 tipi di attività sessuali, quelle non legate al piacere, quindi la ricerca di informazioni di cui oggi non parleremo. Oggi parleremo soprattutto delle attività legate al piacere solitario, quindi la pornografia fondamentalmente, così come quelle legate all'interazione col partner, parlando soprattutto del sexting. Velocemente, e qua vado veloce perché vorrei appunto insistere in quest'ultima parte su sexting e pornografia per discutere con voi di alcune cose in coda, ma velocemente la questione che riguarda internet sono delle caratteristiche fondamentali, che sono il fatto di poter essere anonimi molto spesso, che non vuol dire che posso essere, che sono anonimo in internet, no, ma vuol dire che ho la percezione di esserlo. Pensate questo rispetto per esempio al porno, quanto può cambiare anche dal fatto che adesso anche le ragazze possono accedere più semplicemente. Quando ero ragazzino io, insomma, all'inizio dei miei studi sulla pornografia, attorno ai 14 anni, con un altro gruppo di scienziati in erba, ci avvicinavamo ai prodotti da studiare. In che modo? Di solito che aveva il baffetto un po' più folto andava a chiedere all'edicolante quel tipo di DVD o cassetta o giornalino, ovviamente andavi all'edicola molto lontana da casa tua per evitare che qualcuno ti vedesse o che la mamma e il papà scoprissero che tu facevi una cosa così tanto sbagliata. Ecco, però pensate che quando lo facciamo noi, l'edicolante di turno ci faceva, non dico l'occhiolino, ma ci guardava con, no, come per dire, benvenuti nel club. Se l'avessi fatto una ragazza sarebbe stato un problema più grosso, avrebbe dovuto surpassare lo stigma del fatto di essere minore, ma quello era relativo, e lo stigma di essere ragazza. No, se sarebbe chiesto di quante, perché tu vuoi una cosa così? A chi devi darla? Perché la stai prendendo tu? Oggi, per fortuna, l'anonimato ci permette anche di accedere a cose senza questo tipo di passaggio. Appunto, in un ambiente in cui l'accessibilità è elevatissima, possiamo accedere quando vogliamo, in modo, con l'affordability, quindi in modo gratuito, in modo molto economico, e in un mondo in cui questa cosa piano piano diventa accettata, fino a un certo punto, in Italia quantomeno, e in cui comunque la sentiamo più vicina a noi, perché appunto le tematiche legate alla sessualità sono cose che non sono così tanto lontane, ma ripeto, non è così tanto vicine. In un ambiente poi, come abbiamo visto già prima, in cui si passa da un medium basato sul testo a un medium basato sulle immagini. Allora, ecco un altro video che vi mostro subito. Questo è un piccolo pezzo del riconosciuto dei Griffin, che parla di pornografia. Prima di andare di nuovo su Menti vi voglio dire questa cosa. Ed è l'idea che spesso abbiamo del porno. Il porno come supporto, soprattutto per i maschietti poi, nell'idea, per masturbarsi. Punto. Ma è solo questo? Allora io vi chiederei adesso di collegarvi su menti.com con questo nuovo codice e di rispondere alle domande che ci sono. E dopo, intanto io cambio schermata. Eccoci qua. Facciamo share. Okay, in questo caso c'è solo una domanda, quindi
Ok, quindi come vedete, no, aspetta, vediamo forse ancora un po' che siamo un'ottantina e vedo che sono 60 risposte, se qualcun altro vuole rispondere. Ok, allora, siamo a quasi 70 risposte, vedete che la maggior parte di voi, adesso queste sono cifre che ho messo io veramente a caso, vedete che dopo la cifra giusta non è neanche presente in realtà, ma perché mi serviva per vedere un po' dove vi mettevate, se vi mettevate oltre la metà o più della metà. Insomma, vedete, la maggior parte di voi, come idea così, no? Non si può sapere, non sono dati così facili da immaginare, però immaginiamo che, insomma, molto più della metà ha avuto accesso. Quindi già c'è l'idea appunto che questa cosa sia veramente diffusissima. Guardiamo un po' invece cosa dice, così con la ricerca, vi do anche le fonti perché è giusto che quando si dice la ricerca si dica qualche cosa, se no facciamo la figura appunto del politico di turno che dice le ricerche dicono che senza mai citare le fonti vere. Allora, vi riporto alla mia presentazione, eccola qui. Ecco qua. Allora, vedete che nel 2018 UKids Online cos'è? È un consorzio di università che sta lavorando sui temi del digitale da un sacco di tempo, mi sembra che siano ormai 8 anni, e ogni anno, cioè ogni anno e 2 anni, fa un report, poi dipende dagli anni vari. E comunque, lui il report aggiornato è questo 2018, dove appunto vedete che il 31% dei ragazzi e ragazzi, quindi meno di quelli che pensiamo, hanno avuto accesso alla pornografia. Ma questo a noi interessa più che altro capire quanti hanno avuto accesso. Sì e no, serve per un attimo rimettere in sesto l'idea che tutti dei bambini, agli adolescenti si collegano a siti porno ogni giorno. Ma la cosa che a noi interessa, secondo me, è più che altro cosa fanno questi ragazzi con la pornografia, questi ragazzi e queste ragazze, cosa ci trovano, quali sono le dinamiche che si instaurano nel momento in cui accedono al materiale pornografico. Allora, ci concentriamo su chi ha accesso, chi ha avuto accesso, e lo facciamo appunto con un affondo su quelle che sono le ricerche più qualitative, quindi al netto dei numeri che ci interessano fin là, andiamo a vedere il senso che le persone, i ragazzi e le ragazze danno al loro uso della pornografia. Ed è un senso interessante, perché ovviamente non si esclude il piacere personale, quello è ovvio, no? Anzi, tante volte quando chiedevo nelle interviste perché hai accesso a pornografia e quant'altro, mi guardavano per dire ma sei scemo, cioè cosa vuoi che faccia io con porno? Però poi raccontando le esperienze che si hanno nell'uso di questi materiali, emergono una serie di elementi che vanno ben oltre il video di prima, no? Cioè il fatto che guardo il porno per masturbarmi, punto. Quindi il piacere personale c'è, ma c'è tutto un aspetto legato all'imparare. E qui lo so che un po' di voi si stanno rizzando i capelli, tipo come imparano a fare sesso col porno, addio siamo spacciati. Sì, questo è vero, adesso parliamo anche di questo. È vero non che siamo spacciati, ma è vero che è una fonte di informazione. È una fonte di informazione soprattutto per i ragazzi, nemmeno per le ragazze, perché in una società contemporanea in cui costruiamo il sesso in un certo modo, il sesso in un certo modo, i ragazzi sentono il peso, mettiamola così, o comunque l'onere di dover essere i cosiddetti gatekeeper delle informazioni sessuali, cioè quelli che sanno di sesso. Non posso arrivare alla mia prima esperienza sessuale senza sapere come fare. E come cavolo faccio a sapere se a scuola di sesso non me ne parlano? In famiglia i miei genitori si vergognano. Con i miei amici ovviamente è tutta una narrazione che va più sulla performance che sull'imparare, anche perché probabilmente hanno esperienze simili alle mie. Come faccio a imparare? Uso una fonte di informazioni per eccellenza, cioè internet. E siccome stiamo parlando di una cultura visuale più che testuale, vado su contenuti che nell'immediato possono darmi informazioni. Imparo
come godono le persone, imparo dove toccare, imparo cosa fare, perché non voglio arrivare impreparato, impreparata alla prima esperienza. Pensate che un ragazzo in un'intervista mi ha detto: la prima volta che ho fatto sesso con la mia ragazza è stato un po' complicato convincerla, mi dice lui, no? Perché era molto spaventata, ma io ero sicuro di quello che potevo fare. E gli ho detto: ma tu l'avevi mai fatto? Assolutamente no. E come facevi a essere così sicuro? Mi ero istruito, mi dice lui, mi ero istruito attraverso i video porno. Adesso tocchiamo anche l'aspetto negativo. Tant'è che quando lei mi ha palesato il fatto che fosse spaventata, io a un certo punto ho mandato a lei il link di un porno per dirle: vedi, guarda, perché così puoi anche tu capire come funziona. Quindi l'idea, no, che guardare e imparare. Questo può essere spaventoso perché uno può pensare, anzi sicuramente nel porno c'è un tipo di rappresentazione della sessualità. E oltretutto, quando parliamo di porno, stiamo parlando di porno mainstream. Qualcuno prima nella tag cloud ha scritto Pornhub. Stiamo parlando di un certo tipo di pornografia. La pornografia femminista, post-femminista, tutto un altro tipo di pornografia. Per i ragazzi e ragazze non esiste. Questo è anche ragione del fatto che di porno non si parla mai. Il fatto che il porno, appunto, è sempre l'immagine di Pornhub, YouPorn a suo tempo, no? Di quel tipo di corpi, di quel tipo di rapporti, di quel tipo di relazioni, di quel tipo anche di relazioni di potere anche, no? Ecco. Quindi loro hanno accesso a quel tipo di informazioni. Quindi per imparare guardano lì anche. La cosa buona però, che questa cosa ci ha spaventato anche noi all'inizio dicendo: mamma mia, come siamo messi male, adesso se l'imparare si fa attraverso questo, per fortuna, e le teorie sui media ce lo insegnano anche, c'è poi una rimediazione, cioè io imparo dal porno, ma poi la vita reale mi rimette in sesto un po', no? Rispetto a forse non funziona che se entro in un bar tutte le ragazze mi saltano addosso, o vado là, guardo una e lei vuole venire a letto con me, e quindi io sono autorizzato a. Non funziona che anche nei rapporti sessuali tutto funziona così e a tutti piace così. Chiaro è che, e qua è l'aspetto culturale, che se io vado a lavorare con dei ragazzi o delle ragazze che hanno un certo background culturale, hanno un certo tipo di visione della sessualità, non hanno mai affrontato questioni legate al genere e alla sessualità, questi tipi di immagini attecchiscono di più. Però pensare che il porno trasformi i ragazzi e ragazze in soggetti violenti, punto, sarebbe sbagliato tanto quanto pensare che un film di Bud Spencer trasforma tutti in pugili da strada, no? O il film della mafia trasforma tutti in mafiosi. Non è così semplice. C'è, ripeto, una questione culturale di background che hanno questi ragazzi e queste ragazze. Di strumenti che noi gli diamo o non gli diamo anche. Perché il porno poi viene usato anche in maniera diversa per scoprire appunto l'altro. Cioè non posso farlo con esperienza diretta perché ho 14, 15 anni, 16 anni, ma anche di più, ma anche di meno. Come faccio a capire cosa è il sesso? Come faccio a scoprire l'altro, cioè un ragazzo, una ragazza, come gode, come si muove rispetto a me, che già conosco poco. Scoprire l'altro vuol dire anche, per esempio quello che mi ha raccontato delle ragazze, guardare il porno tutte insieme, un po' per allontanare quell'idea che è una cosa schifosa, se sono da sola è quasi un peccato, se siamo insieme, se stiamo facendo insieme è già meglio. Ma anche per capire, per esempio, mi dicono le ragazze, cosa diavolo questi ragazzi ci provano di così tanto interessante, ci vedono di così tanto interessati sul porno. Quindi andiamo a vedere cosa cavolo, no, li attrae tanto, per poi magari restituirmi risposte tipo: bah, non ho ancora capito, mi sembrano delle cose tipo da animali, non riesco ancora a capire questa cosa qui. No? Di nuovo, parliamo di un certo tipo di porno. Comprendere l'altro, quindi anche questo. Vuol dire comprendere anche le varie sfumature della sessualità, perché di nuovo attraverso il porno forse qualcuno riesce ad accedere a diverse modalità di fare anche sesso. Banalmente, più semplicemente, qualcuno ha parlato di sadomasochismo, no? Quindi capire che cos'è, capire, magari dire non mi piace. Il porno quindi nell'utilizzo diventa una modalità per rimarcare dei confini, che sono prima di tutto quelli di genere. Quelli di genere nel senso che appunto io con le mie amiche vado a guardare questo porno e dico: bah, che schifo, una roba che piace solo a loro, dividiamo. O un altro esempio che spesso faccio quando parlo di queste cose è l'intervista di una ragazza che mi dice che entra in classe e c'era un capannello di ragazzi che parlava, rideva, eccetera. L'hanno vista, quasi sembra quasi un documentario, quindi una situazione etologica, la vedono, uno di loro si alza, prende lo smartphone dal banco, la rincorre mostrandole un porno.
e lei scappa via dicendo che schifo, che schifo. Bene, in quel momento lì stiamo creando i ruoli di genere, stiamo cristallizzando dei ruoli, no? Questo è il mio territorio da maschietto, io te lo mostro, tu dicendo che schifo, stai dicendo che tu questa cosa non la vuoi vedere, non è una roba per te. Gli etnometodologi erano dei simpaticoni, dei sociologi che facevano degli esperimenti di rottura della realtà, della normalità. Quindi provavano a mettere in discussione le pratiche normali. Tipo, se volete fare un esperimento etnometodologico, appena farete la spesa prossimamente, provate a prendere un prodotto dal carrello di qualcun altro e vedete come reagisce. Perché la normalità prevede una regola non scritta che i prodotti che tu prendi, metti nel carrello, diventano tuoi, in qualche modo, anche se non li hai pagati, quindi formalmente non sono tuoi. Se io prendo il succo di frutta dal carrello di qualcun altro, questo qualcun altro potrebbe arrabbiarsi o quantomeno guardarmi per dire cosa stai facendo. Passiamo al racconto di prima, no? La ragazza che viene inseguita dal ragazzo col video porno. Se lei avesse tirato fuori il suo smartphone dicendo ma va là, questo qua ce l'ho già anch'io, guarda questo, capite che avrebbe rotto la normalità e il ragazzo sarebbe bloccato. Se non poi riportare tutta la normalità nuovamente, perché poi gli esperimenti etnometodologici se lo insegnano che poi c'è sempre un ritorno a quella che è, tra virgolette, normalità, dicendo perché tu hai questa cosa e magari appunto tacciando di essere un poco di buono rispetto alla ragazza, no? Perché aveva un porno, che è una cosa che non doveva avere. Si rimarcano quindi i confini di genere, si rimarcano i confini di normalità. Qualcuno di voi forse ha sentito parlare o ha visto il video Two Girls One Cup, che è un video di coprofagia, che a un certo punto spopolava tra i ragazzi e le ragazze. E non perché a tutti piacesse vedere video di coprofagia, ma perché era appunto spesso una prova di coraggio, piuttosto che appunto guardare insieme agli amici per ridere e vedere cose definite strane. In quel momento la gomitata, la risatina, cosa fanno? Definiscono cosa normale. Cioè dicono quello per me e per il mio gruppo dei pari è anormalità. Se qualcuno dicesse ah che bello, vorrei farlo anch'io, ovviamente verrebbe sanzionato socialmente in quel momento. Quindi il porno è solo piacere personale, è solo vedere cose che non esistono in realtà? No. Il porno è fiction? Sì. No? Allora, se noi insegniamo anche ai ragazzi e ragazze che quella è fiction, e quando facciamo educazione media parliamo dei filmati, parliamo dei film, delle notizie, parliamo di tante cose, perché non ci mettiamo mai in mezzo il porno? Non dico di andare in classe e mostrare un video porno, ma dico di parlare di questi argomenti per capire. Perché se qualcuno ha meno possibilità di altri, quindi è l'unica fonte di accesso a quella, potrebbe essere sì un problema. Passiamo adesso, in quest'ultimo quarto d'ora, 10 minuti al sexting. Il sexting, immagino sapere tutti cos'è, comunque significa scambiarsi messaggi, video, foto o solo testo sessualmente espliciti in una, come si può dire, in un panorama dove il corpo fino a prima era rimasto un po' a distanza da internet, mentre ultimamente, appunto, con i media digitali ritorna pienamente in scena, a maggior ragione con il sexting. Qua vi ho messo qualche dato su quanto è diffuso, vedete che sono percentuali del tutto diverse, no? Perché studiano popolazioni diverse, perché poi è difficile da capire quanto sono diffuse queste cose, perché chiederlo non è detto che ricevi risposte A, non sensate, dico insomma sincere, e B, come glielo chiedo? Solitamente cosa si fa? Si chiede, conosci qualcuno che, quindi capite che io quando ho visto l'indagine Save the Children un po' di anni fa, che parlava di questa cosa, appunto, con percentuale abbastanza alto, quel di Asher e Madison, sono andato a vedere poi i questionari e la domanda è: hai mai sentito parlare di qualcuno che, e quindi oggi tutti hanno sentito parlare, quindi ovvio arriviamo a oltre il 90% senza problemi. Ma anche qua ci interessa relativamente forse il numero della diffusione, ci interessano altre cose. Anche su questo la ricerca più recente e secondo me anche affidabile è quella di Kids Online, che ci fa vedere che anche qui l'idea che tutti lo facciano è un'idea un po' sbagliata. Tra gli 11 e i 17 anni c'è un 7% che lo fa. Ma a noi interessa di più poi capire le risposte che danno, e la parte sotto con i grafici ad anello. Vedete che quelli turbati sono i più piccoli. A 14 anni cambia la risposta. Cioè, la metà delle persone è felice addirittura di ricevere questi messaggi.
Un po' dopo qualcuno rimane felice, qualcuno dice va bene, è una cosa normale. Con una grande differenza tra ragazzi e ragazze, chiaramente, ecco, e in un totale dove appunto c'è una percentuale che è turbata, anche molto, che sono soprattutto i più piccoli, e la percentuale in cui non sono ritrovati felici e qualcuno che neanche è felice. Quello ci mostra appunto un panorama in cui è tutto molto più complesso, cioè semplicemente la classica storia della ragazza che manda la sua foto al ragazzo, il ragazzo che la manda ai suoi amici, suicida. Storia Amanda Todd, storia di altre ragazze che sono avvenute e io ovviamente ogni giorno lavoriamo affinché queste cose non accadano, ok? Però non è solo questo, perché se poi la risposta educativa è se tu mandi la tua foto, verrai bullizzata e morirai, stiamo appunto diciamo, mettendo delle barriere alla cittadinanza sessuale delle ragazze e delle ragazze. Perché? Perché invece le ricerche qualitative ci mostrano cose molto più interessanti, secondo me, e con cui possiamo lavorare. Nel fatto, per esempio, che il gruppo dei pari, ormai lo sappiamo tutte le salse, comunque continua a essere forte, e che entra in campo un altro aspetto, che è la presentazione del sé, con il presento. Entra in campo il fatto che spesso le foto che si mandano durante il sexting sono foto che vanno a riprendere stereotipi sessuali di successo. Quindi anche qui pose che riprendono pose pornografiche o pose che appunto si sa che piacciono. Quindi ragazzi e ragazze stanno interiorizzando le logiche mediali e questo non è un problema in sé, no? Dobbiamo riconoscere che le stanno interiorizzando e se vogliamo lavorare con loro dobbiamo lavorare su queste cose, sul perché mostrarsi così o così, perché quella cosa dà successo, cosa vuol dire avere successo con il proprio corpo. Capite che in un mondo in cui vale molto di più essere, o meglio, essere per esempio una persona che fa soldi con il proprio corpo rispetto a una persona che fa soldi con quello che ha studiato, come faccio a dire a un ragazzo o a una ragazza, sì, non hai ragione, quando mi dice, ma tu vieni qua con la tua macchina vecchia, mentre altre persone guadagnano un sacco di soldi, facendo vedere il proprio corpo, no? La cosa interessante poi è che i rischi si conoscono, i ragazzi i rischi li conoscono, quindi è inutile, o meglio, è utile ripeterli quando lavoriamo con ragazzi e ragazzi, ma non è l'unica cosa da fare, no? E allora c'è una filosofa della Brown University, che l'altro giorno stavo ascoltando un seminario, che diceva, no, che c'è questo bias dei G.I. Joe. G.I. Joe cosa facevano negli anni 80 e 90 nelle cartoni animate? Alla fine davano dei suggerimenti ai ragazzini. Quando attraversate la strada, guardate, quando, eccetera. Allora, il fatto che uno lo sappia questa cosa non vuol dire che poi la mette in pratica. Questo ci mostra un'altra volta quanto l'idea che i media, la comunicazione siano efficaci, punto, sia un'idea sbagliata. Non posso dire fumare fa male, la gente non fuma. No. Andare in classe a dire il sexing è sbagliato, è pericoloso, fa cambiare idea. No, forse le attività devono andare a toccare radici molto più profonde. No? Radici che vanno a lavorare su quella che è la normatività che i ragazzi e le ragazze sentono su di sé. Discorsi sociali sui quali lavorano. No? Il fatto che lavorano sulla reputazione, il perché mandare o non mandare, il motivo, e non è solo perché poi qualcun altro le manda queste cose in giro. Anche perché ragazzi e ragazze si trovano in un mondo super ambivalente. Cioè, questa è la visione che i media danno del sexting agli adulti. Ma se leggete una serie di interviste a psicologi, sessuologi, eccetera, c'è qualcuno che dice anche che il sexting migliora la qualità della vita di coppia. Rende più piccante la cosa, fallo che la tua coppia riprenderà il mordente che ha perso, no? Ci spiego, come dice questo articolo, come farlo. Ti spiego, ci sono delle regole per farlo veramente hot, per farlo bene. Questo se sei un adulto. Ci sono le dritte per usare al meglio. Quindi capite, questi sono anche gli stimoli che ragazzi e ragazze hanno. Cioè, che è una cosa che gli adulti fanno ed è bella, dà aiuto, dà senso, fa ravvivare la coppia addirittura. Ecco, siamo nel 64. Jamie fa questo film, Sedotta e abbandonata, dove, molti di voi probabilmente l'avranno anche visto, parla del fatto che il protagonista rapisce questa ragazza appunto per poi poterla sposare, però a un certo punto si sveglia nel cuore della notte o la mattina comunque e pensa che non vuole più questa ragazza perché è usata.
tra virgolette, non è usata da lui però lo stesso, e chiede al padre, che si stava lamentando, cosa aveva fatto lui con sua madre. E il padre alla fine risponde, no, che era incalzato anche dalla mamma, che lui in effetti non avrebbe avuto sua mamma così. E dice una frase interessante e importantissima. L'uomo ha il diritto di chiedere, la donna ha il dovere di rifiutare. Siamo nel 64, ripeto. Purtroppo sapete bene, meglio di me, che il diritto d'onore e il matrimonio riparatore sono cose che in Italia spariscono parte, nell'81, quindi ben dopo. Però c'è questa idea qui, no? Cioè, tu devi provarci e lei, tu ragazzo, lei deve dire di no. Cosa ha a che fare questo col sexting? Perché parliamo di sexting e parliamo di queste cose qua? Perché, appunto, un'analisi più profonda, un'analisi più attenta, che guarda il senso che le ragazze e i ragazzi danno, fa vedere queste cose, più che quanto è diffuso, più semplicemente del fatto che poi c'è il revenge porn, che è importante, ripeto, bisogna parlare di queste cose qua. Ma qua la radice è un'altra, è la radice del revenge porn, così come la radice di altre cose. Sono le questioni di genere, sono le questioni di ruoli di genere, sono le questioni della cristallizzazione, o meglio, del fatto che dal 64 a oggi le cose non sono cambiate. No? 2014, quindi 6 anni fa, Lippmann e Campbell fanno un articolo, una ricerca sul sexting proprio, e vi dico, confermate anche dalle ultime interviste che ho fatto anch'io l'anno scorso, le ragazze ti dicono che sei dannata se lo fai e dannata se non lo fai. Quindi se tu mandi una foto, rischi perché magari passi per la poco di buono. E i ragazzi ovviamente usano altri termini per quando mi scrivono questa cosa. Se invece non la mandi, rischi di passare per suora. Testuali parole, no? Quelle, oppure qualcuno mi dice per frigida, quelle con cui non puoi neanche relazionarsi perché tanto non ti diverti, tra virgolette, no? Quello che dicono alcuni ragazzi. Allora, qua c'è un nodo importante. Il fatto che la pratica venga valutata diversamente a livello sociale se sei un ragazzo o sei una ragazza. Il fatto che per le ragazze sia sempre un gioco in perdita. Il fatto che ci sia una cultura dei pari che agisce. Quindi vi chiedo, come ultima cosa, di collegarvi di nuovo a Menti e rispondere a queste ultime domande, così dopo chiudiamo con la parte del sexting e arriviamo alle parti sulle domande. Intanto condivido. Aspetta un attimo a condividere, se no vizio le risposte. Si potrebbe rivedere il codice, per favore? Certo. Il codice, ve lo riproietto così lo vedete. E dopo... Comunque 980089. Grazie. Prego. Scusa, così vedete anche qualcosa. Non barata, lo so che qualcuno sta cercando su internet la risposta. Non vale. Ecco qua. Mentre rispondete vado avanti perché vorrei arrivare fino in fondo alle cose che volevo dire, che oggi erano tante, ho già provato a condensarle tutte. Allora, per la maggior parte 16 anni, per qualcuno è 14, qualcuno ha una fettina di 9 persone dice 18 o 17, qualcuno 15, eccetera. Allora, perché vi ho chiesto l'età del consenso? Ho detto che è un po' più complicata, bisogna vedere cosa consenso con chi, eccetera. Però insomma, tra pari, l'età del consenso in Italia è 14 anni.
Quindi vuol dire che a 14 anni, legalmente parlando, io, 14enne, potrei avere un rapporto sessuale con un altro o un'altra, un mio pari, insomma, della stessa età. Poi, ripeto, se non entriamo nel discorso poi legale, cosa vuol dire, gli anni di differenza, eccetera, perché sennò andiamo troppo in là. Ma a me questa cosa, adesso mettiamo nel cassettino un attimo e capirete a breve perché. Perché adesso mi interessa anche rispondere alla domanda poi successiva, che è questo vero e falso. Aiuto. Ecco qua, se voleste vederlo. Ecco qua. Il vero e falso dovrebbe apparire sul vostro schermo anche la domanda. Se non apparisse, ditemi se secondo voi è vero o falso che se un ragazzo o ragazza condivide una foto di un altro ragazzo o ragazza nudo o nuda, o semplicemente ecco così, la manda a un altro ragazzo o una ragazza, quindi io sono un ragazzo, ho 16 anni, mando una foto a una ragazza della mia età, sono perseguibile penalmente perché è materiale pedopornografico? Il pezzo che ho, e dopo dico dove ho preso il pezzo che vi trovate scritti perché sennò vi influenzo. Questo Mentimeter lo sta usando anche così, magari appunto chi di voi lavora nelle scuole può anche usarlo con i ragazzi e le ragazze, con lo smartphone, si possono anche essere cose carine per lavorare insieme a loro, per discutere su alcuni argomenti. Ok, torniamo alla nostra presentazione, così capite perché anche queste domande, queste cose che vi ho chiesto. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto, il sexting diventa qualcosa di più difficile da guardare, non semplicemente appunto farlo, non farlo, giusto o sbagliato, eccetera, perché è un terreno negoziale importante per le ragazze e i ragazzi, quantomeno per quella percentuale che lo usa, per quella percentuale che lo usa. In cui ci sono una serie di elementi interessanti a livello educativo da guardare, come per esempio le subculture maschili. Il fatto di alcune interviste, e non voglio spaventare, ma capita, non è tutto così per fortuna, in alcune interviste alcuni ragazzi mi dicono io questa foto la mando in giro, o la mostro magari anche ai miei amici, non la mando in giro perché so che dopo finisce male, però la mostro. Perché? Perché la subcultura maschile, in alcune subculture maschili, più foto ho, più premi ho, fondamentalmente. No? È utilizzata a volte anche esplicitamente questa terminologia della caccia. No? Io ho trofei. Quindi se ti mostro che ho tante persone a cui piaccio, cavolo, sono uno importante. Quindi, di nuovo, qua è una questione semplicemente legata al sesso e alla sessualità? No, è anche tutta una questione legata all'idea che si ha di maschilinità, all'idea che ragazzi e ragazze formano rispetto a chi è una persona di successo in questo modo. No? In un mondo in cui il fatto di avere tante ragazze ti rende più figo personalmente degli altri, poi diventa ovvio che io uso le cose per mostrarmi, magari senza pensare al danno che sto facendo o al torto che sto facendo alla persona che con me ha condiviso un rapporto fiduciario mandando un certo tipo di foto. No? C'è tutto l'aspetto sulla desiderialità femminile, sul corpo. Quindi lavorare sul sexing vuol dire, per esempio, lavorare anche su questi aspetti. Il desiderio che una ragazza anche ha di dimostrarsi, il fatto che col sexting, con le ricerche mostrano, il desiderio è eterodiretto. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono libera di mostrarmi come voglio, mostro certe parti del mio corpo in un certo modo, no? Quindi fatalità che i ragazzi sono gli addominali o i muscoli, o quindi per le ragazze è il seno o piuttosto altre parti più intime.
O per il ragazzo appunto è condivido una foto però con il pene in erezione, come dicevamo prima, l'idea che quella è uguale citamento, punto. No? Che l'idea, le cosiddette dick pic, no? Che sono atti comunque violenti che magari un ragazzo può fare con una ragazza mandandole quella foto senza che lei lo richieda. No? Siamo pieni di interviste dove appunto i ragazzi mi dicono questo me lo manda, boh, a me non fregava neanche niente, ma che cavolo vuole questo? No, l'idea, no? In quel caso, a livello subculturale maschile, che se tu mi mandassi la foto del tuo seno, io mi sveglierei contentissimo. E ti mando la foto del mio pene. Ti mostro quanto sono virile in qualche modo, ti mostro quanto ti desidero, ok? Senza pensare a quanto quello appunto è un atto che può essere violento, visto come una cosa sgradita e non appunto invece gradevole. Perché ho fatto le domande sull'età in cui posso avere il primo rapporto e sul fatto se è o meno reato inviare le cose? Allora, partiamo dal primo rapporto. Noi continuiamo a entrare in classe parlando di sexting, dicendo che è una cosa che non si fa, punto. Che è una cosa che è sbagliata, che ci sono un sacco di rischi, punto. Però io lo faccio come provocazione oggi con voi. Se a 14 anni posso fare sesso, perché non posso fare sesso in forma immediata? Noi continuiamo a pensare sempre a quella porzione di sexting in cui c'è un ricatto dopo, in cui c'è l'invio di immagini, eccetera, eccetera. Non pensiamo mai invece al sexting tra un ragazzo, una ragazza, un ragazzo, un ragazzo, una ragazza, una ragazza, infatti tutte le modalità possibili. Non pensiamo mai al momento in cui queste persone lo fanno desiderando di fare. Poi voi mi direte, sì, appena si mollano cosa succede? Ok, ma io posso dire a un 16enne, a un 14enne, a un 15enne o una quindicenne, questa cosa non si fa, punto, perché poi se vi mollate, no. Allora voglio dire, non devi fare sesso con questa persona, perché se poi vi mollate ci soffri perché è stata la prima persona con cui hai fatto sesso, non devi fare questo perché... Ok, quindi lavorare con loro con il no, punto, vuol dire, ripeto, anche andare un po' contro quello che loro potrebbero fare. Chiaro, non posso entrare in classe, ho un'ora di informazione, entro in classe e dico, ragazzi, fate tutti sexting, è bellissimo. Ovvio che no. Per questo questi tipi di incontri, eccetera, devono essere supportati da una serie di attività che vanno a guardare altri aspetti che sono vanno ben oltre l'aspetto mediatico dei media digitali. Vanno ben oltre il sexting, perché devo preparare prima un humus capace di accogliere delle pratiche che possono essere fatte rispettando la fiducia altrui. Manderemo a zero i rischi? Assolutamente no. Ma anche qua, perché sul corpo di un ragazzo gira non succede niente, con un ragazzo che gira la foto di una ragazza succede il finimondo? Di nuovo, per l'idea che abbiamo e l'idea di sessualizzare continuamente il corpo femminile piuttosto che quello maschile. Quindi quel corpo lì è molto più a rischio rispetto a quello maschile. Rispetto alla questione è vero e falso, ecco, in Italia al momento, se io sono sedicenne e mando una foto a una mia amica o un mio amico che vuole quella foto, insomma, eccetera, se siamo tutti quanti d'accordo, non c'è nessun reato di pedopornografia. Eppure, quella cosa che avete letto voi, la trovate sul sito di Telefono Azzurro, per esempio, ma c'è una serie di formatori che continuano a insistere su questo aspetto. Anch'io l'avevo letto a volte perché pensavo fosse così, dopo mi sono informato meglio, ho visto che non era così. Ecco. Allora, perché dobbiamo continuare a inventarci storie o a lavorare sul binario sì, no, no perché è sbagliato, no perché è illegale, invece di lavorare su cose molto più importanti, che sono appunto quelle il motivo che fa il rispetto, le questioni legate al genere. Perché vogliamo semplificare tutto così tanto? Qualcuno di voi dirà perché è necessario, va bene, ma quello che il mio punto di vista è che stiamo continuando a negare la cittadinanza sessuale ai ragazzi e alle ragazze, in questo modo. Io mi devo domandare perché un ragazzo o una ragazza a 16 anni ha così voglia di mostrare il proprio corpo, perché soprattutto accade molto più spesso per le ragazze. Perché? Perché quello è l'unico capitale che hai, chiamiamolo capitale corporeo, va bene. Tu a 14 e 15 anni cosa hai? Soldi ne hai pochi perché i tuoi genitori ti danno quello che ti danno. Capitale sociale anche lì è limitato perché hai 16 anni. Capitale culturale, anche su quello non ci stai lavorando. L'unica cosa che hai che puoi spendere è il tuo corpo. E quindi se l'immagine sociale è che l'idea sociale è che il corpo
no, possa farti fare qualche volta strada o possa essere messo in mostra, non è semplicemente narcisismo questo. Questo è il fatto che è l'unica cosa che io ho, no, da spendere. È una delle poche cose. Quindi forse lavorare anche su questo aspetto delle ragazze e ragazze è fondamentale per capire che quella è una cosa importante e mostrarlo o non mostrarlo può darti o non darti alcune cose. Concludo, sono avanti un minuto rispetto alla mia bella di marcia, che se vogliamo comprendere i sex media e l'uso che ragazzi e ragazze ne fanno, dobbiamo provare a riprendere questa cosa che vi ho detto, quindi l'approccio del cultural studies, per inserirlo in progetti, in attività che vadano a coniugare la parte sul sesso e la parte di media, perché le due cose vanno parallele e poi si fondono. Però un'etica sessuale nuova, che sia capace di favorire questa cittadinanza sessuale, piuttosto che negare continuamente quello che ragazze e ragazzi in quel momento vorrebbero fare, vogliono fare, o che già fanno e non ci dicono, perché poi alla fine è questo il problema, perché non abbiamo mostrato un sacco di dati, ma ci sono alcuni dati su cosa fanno ragazzi e ragazze quando incontrano problemi in internet. Le persone con cui parlano non sono quasi mai gli insegnanti, sono quasi mai gli operatori sociali, non sono quasi mai i genitori. E questo è un problema, questo è perché noi continuiamo a negare delle cose loro non hanno spazi di dialogo con noi. Dobbiamo ricordare in queste pratiche di metterli al centro, quindi capire il senso che danno. Quindi, per tornare a una delle prime slide, capire la cultura dei pari o dei ragazzi e ragazze che ci sta sotto, affinché tutte queste pratiche possano essere rimesse in discussione, ma io direi, oltretutto, iniziare a mettere in discussione, perché quanto poco ne parliamo di queste cose con i ragazzi e le ragazze, anche a scuola, eccetera, al netto di alcuni piccoli progetti, no? Spaventati da una serie di cose come le varie crociate contro l'ideologia gender, piuttosto che quelle che chiamano ideologia gender o altre cose. Quante volte le scuole chiudono le porte a queste cose per paura delle reazioni di alcuni genitori che sono anche magari gruppi ristretti? E lasciamo allora così ragazzi e ragazze senza strumenti per affrontare un mondo ipercomplesso che potrebbe essere sicuramente invece affrontato in modalità differente nel momento in cui noi come adulti aiutiamo loro a costruire degli strumenti di interpretazione, non a dire cosa devono pensare, ma a costruire strumenti per capire, per vivere anche la sessualità in modo più sereno. Ecco, e con questo io ho terminato. Sono stato un po' lungo, scusate. Direi che possiamo prenderci qualche minuto in più rispetto a quello che avevamo preventivato per le domande, per cui se c'è qualcuno che ha delle domande può smicrofonarsi, anzi microfonarsi, quindi togliere il muto, oppure scrivere in chat se non vuole parlare, oppure anche solo fare dei commenti se non ci sono delle domande. Credo che tutto quello che ci ha detto oggi Marco Scarcelli sia stato denso, perché il tema è sicuramente molto molto ampio, ma sicuramente insomma ci ha dato modo di avere degli spunti che non sempre riusciamo ad avere nemmeno nel nostro lavoro, parlo per noi al Centro Antiviolenza, nemmeno nel nostro lavoro di educazione e di prevenzione contro la violenza sulle donne. Ecco, per cui lo spazio è aperto a chi vuole intervenire. Allora, se nessuno si fa avanti, comincerei io, Daniele Barussolo, psicologo, e mi occupo appunto di quello che amo definire approccio abilitante all'alfabetizzazione mediatica e digitale, con una certa fatica anche per resistenza rispetto ai settori educativi formativi, ma anche con le prime soddisfazioni. Sono stato molto molto soddisfatto del webinar, nel senso che abbiamo bisogno di questo approccio, di questo tipo di sguardo a questi fenomeni. Mi limito a sostenere che sarebbe necessario costruire fra di noi come operatori e professionisti in vari settori una rete di persone che condividono questo tipo di prospettive, perché altrimenti continuiamo a scontrarci verso un approccio che è prescrittivo, verso un approccio che è puramente orientato al rischio, alla minaccia e non alla costruzione di abilità. E sarebbe utile per tutti quanti conoscerci e riconoscerci contro un settore che è ancora dominato da logiche che sono in gran parte diverse.
No, grazie Daniele, condivido questa cosa e sì, appunto, creare una rete anche di, vuol dire, qua la questione è anche, immagino che qualcuno mi potrà dire, spero me lo dica anche, grazie, questa è la teoria, poi nella pratica come fai a complessificare così l'approccio, cioè quando sei in classe un'ora come cavolo fai? Ecco, per quello è importante anche una rete affinché ci sia un coltivare un po', no? un tipo di visione che con le ragazze e i ragazzi affinché, ripeto, non dico che non ci siano i rischi, ci sono benissimo, bisogna che i ragazzi e le ragazze imparino a riconoscerli, ma secondo me se lo possono fare solo con un aiuto, diciamo, non aiuto perché non sono capaci, anzi, no, però con un affiancamento costante che non può, ripeto, esaurirsi con un incontro di un'ora, 2 ore, perché sennò quella cosa lascia tempo che trova, rischiamo di, sempre l'effetto San Matteo, richer get richer, quindi chi ha già strumenti agricolturali, familiari, eccetera, coglie queste cose al balzo e fa un salto in avanti. Per gli altri diventano 2 ore di scuola in cui salto la matematica o l'italiano e arrivederci, grazie. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Sente, ciao. Ti volevo chiedere, si parlava appunto della difficoltà poi a fare gli interventi nelle scuole, no? Sì. Perché siamo d'accordo sul fatto che l'approccio proibitivo non funziona, ma poi trovare le modalità per dare strumenti agli studenti e alle studentesse senza per questo entrare in conflitto sia con i professori e le professoresse che con i genitori diventa complicato. Quindi ti volevo chiedere quali sono le tue esperienze o se hai trovato degli escamotage o comunque delle modalità che sono state accettate nelle scuole in cui sei andato. Grazie. Sì. No, grazie a te Irina per la domanda. Allora, sì, allora, questo è un grande limite, nel senso che, vi dico, quando io ho fatto il mio tesi di dottorato, ormai vari anni fa, dove ho iniziato a interessarmi di questi temi, quindi adolescenti, sessualità, media digitali, quando chiedevo alle scuole di fare interviste su questo, quindi non fare neanche attività, io domandavo ai ragazzi e ragazze cosa facevano, una gran parte delle scuole di Padova, ma non solo, mi ha chiuso la porta in faccia, ma non in modo maleducato, anzi, insomma, mi hanno detto guarda però se fai questa cosa io rischio che ho una serie di genitori arrabbiati qua fuori che ci rompono le scatole, in questo momento non possiamo permetterci di fare così più di casino, diciamo così, passatemi il termine. Altri invece sono stati molto più disposti, tante interviste le ho fatte anche fuori dalle scuole perché, nel senso, con la grazie associazione e altri gruppi che mi aiutavano a entrare in contatto con ragazzi e ragazzi. Questo vuol dire, questo si traduce anche nel fatto che questi tipi di incontri nelle scuole riesce a fare anche meno frequentemente, proprio perché c'è un po' il timore. Allora, l'escamotage che trovo io, siccome appunto l'approccio prescrittivo è quello che spesso le scuole vogliono, cioè è dire diteli che non si fa, ditelo voi da fuori, dite come si comporta, no? Ecco, che ovviamente è la cosa un po' più semplice da fare, però costruire con loro le regole, secondo me è la cosa più immediata, meglio, più utile. Cosa vuol dire costruire con loro le regole? Vuol dire che magari vuoi fare un progetto, almeno io faccio così, vuoi parlare di sessualità intera, non posso parlare di tutto. Decido di prendere una cosa più piccola. Decido sempre di partire dalle loro esperienze, no? Appunto, forse è una deformazione professionale, per me diventa sempre quasi un focus group, quindi io lo interrogo loro su certe cose, li faccio interagire e da lì poi facciamo emergere delle dimensioni di senso che loro danno, per poi magari smontarle. Cioè, io ritengo che anche sull'aspetto digitale noi abbiamo delle competenze sociali in quantità di adulti che dovremmo insomma, avere un po' più alte di ragazzi di 14-15 anni, ma loro hanno delle competenze tecniche o delle competenze culturali della subcultura. Bene, facciamoli tirare fuori queste cose, facciamoli sentire, non per finta, ma davvero, che sono loro i protagonisti. Quindi quando chiudevo dicendo i ragazzi e le ragazze al centro, proviamo a partire dalle loro esperienze e poi a costruire quello delle regole. Magari nel frattempo qualche parte più prescrittiva la diamo, cioè si dovrebbe far così perché oppure no, questa cosa non si può, non dico che si deve, quindi accontriamo anche un po' gli insegnanti da questo punto di vista. Però sì, quello che faccio io, la mia cosa è
ma a me viene anche più facile, facendo anche ricerca, io ci infilo le due cose, perciò magari la metto come approccio di ricerca e da lì poi discutiamo e facciamo quindi una ricerca e intervento. Se no, altrimenti, detta tra noi 100, tante volte mi faccio educazione ai media e da lì partiamo per parlare di altro. Poi, voglio dire, molti insegnanti sono felicissimi, altri mi dicono no, a me questa cosa non piace, non ci vediamo più. E a quel punto io alzo le mani e dico va bene, non importa, cioè io la mia parte provo a farla. Però hai ragione, cioè, è una cosa molto complicata da far passare. E secondo me ci vuole un cambiamento culturale forte su questa cosa, soprattutto in Italia. Perché altrimenti continuiamo a rimanere sempre su una visione in cui quando parli di questo sembra quasi che inviti le ragazze e ragazze a fare cose pericolosissime. Invece no, rimaniamo dell'idea che se tu non sai non fai, col cavolo. Oggi tu non sai non fai non esiste, perché il tu non sai è molto complicato, perché le ragazze e ragazzi accedono a una quantità di materiali infiniti, quindi a maggior ragione o gli diamo strumenti il prima possibile, quindi io parlo anche di ragazzi più piccoli e ragazze più piccole, oppure davvero poi i rischi diventano danni. Prima del prossimo intervento ne approfitto per mettere in chat il link al modulo di cui vi parlavo all'inizio, in cui potete lasciare una piccola valutazione, ma soprattutto in cui potete iscriverci se avete bisogno o se avete piacere di avere un attestato di partecipazione. Per cui, insomma, lo lascio lì, compilatelo prima di uscire e lascio la parola a chi vuole intervenire. Ciao Marco, mi sentite? Ci sentiamo molto male però. Male, ma... Perché ho una connessione un po' così a casa. Volevo chiedere, ciao, sono Rebecca, faccio parte dell'associazione Mimosa. Io rifletto molto quando parliamo di sexting con i ragazzi. Io mi sono occupata anche in passato di formazione all'interno delle scuole, che l'educazione non debba sempre solo essere, che è comunque importantissimo perché sono i nostri primi interlocutori, mirata a sensibilizzare o comunque a crescere, a accompagnare i ragazzi. Ma su questa tematica in particolare le resistenze degli insegnanti e dei genitori penso che potremmo iniziare a riflettere su questo a partire dal proporre dei progetti di formazione e di sensibilizzazione anche agli insegnanti e genitori, perché sono i primi interlocutori dei ragazzi e sono soprattutto la loro comunità giudicante. Cioè nel momento in cui il ragazzo fa un qualche cosa e può mettersi anche in pericolo, io non sono assolutamente per il dire ai ragazzi non fare sexting, ma non perché non è funzionale, perché per me personalmente non è giusto dirglielo. Cioè il sexting fa parte della sfera sessuale del 2020 e bisogna imparare tutti ad accettarla e a confrontarci con questa cosa. E questo bisognerebbe anche insegnare o aiutare gli insegnanti e i genitori ad approcciarsi a questa cosa, perché sono il muro dei ragazzi, sono il muro con cui si scontrano i ragazzi. Quindi ecco, è semplicemente più che una domanda, no, forse è anche una domanda per te, che cosa ne pensi, e una riflessione da condividere. Grazie. Allora, grazie Rebecca. Allora, sì, sono pienamente d'accordo con te. Allora, Asimov è una collega americana, ha scritto un libro interessantissimo che si chiama Sexting Panic. A questa sono seguito una grossa discussione in una comunità scientifica di cui faccio parte, anche appunto proprio su questo versante, nel senso che gli adulti spesso, appunto, come vi ho detto anch'io, alzano la barriera del panico rispetto a questa cosa, no? E con lo scudo del proteggiamo i più piccoli mascherano tutto questo approccio di non si fa punto. Mentre sono d'accordo anch'io con te, lo ripeto, sebbene quando entro in classe per un'ora o due non posso dire ragazzi il sexting e bellissimo fatelo, punto, perché non avrei il tempo per snocciolare la complessità di questa cosa. Sono totalmente d'accordo che sia un pezzo, come dicevo, di attività sessuali del 2020, no? Come lo è degli adulti, lo è anche dei più piccoli. Dopo, che se qualcuno dice ma loro non capiscono che mandando una foto si rovinano la vita,
ripeto, loro lo capiscono, non è che non lo capiscono questa cosa, forse sono altre le questioni da affrontare, ripeto, rispetto al genere, come dicevo prima, cose che però hanno bisogno di più tempo per sedimentarsi. Quindi quello che noi spesso, come adulti intendo, non facciamo passare è l'idea di complessità. Di nuovo, siamo troppo abituati alle pilloline. Hai questo, prenditi la pillola e guarisce. Fai questo, tiro la regola e non lo fai più. Qua vivendo in un mondo ipercomplesso con risposte ipersemplici. Allora, io insegno all'università a sociologia, qui c'è la comunicazione, insegno sociologia, quindi il mio compito è quello di fare abbracciare la complessità dei miei studenti e delle studentesse. Quindi quando finiamo e loro mi dicono, beh, alla fine questa cosa qua forse non mi darà uno strumento immediato per lavorare, ma cavolo, mi fa leggere in modo diverso il mondo, io sono felicissimo. E poi penso, poi capirai che questo è uno strumento ancora più importante di altri. No? Ed è quello che io spero di dare anche ai ragazzi e ragazzi in classe. Ma hai ragione tu, cioè il fatto è che noi dobbiamo fare molta formazione a chi poi è in contatto con loro tutti i giorni, genitori, insegnanti e così via, perché sono appunto poi quelli gli scogli su cui rischi di battere, di cozzare, e sono quelli dei dati che vediamo poi gli spazi dove i ragazzi e ragazze spesso non trovano un interlocutore adeguato, ma non perché gli insegnanti non ne siano capaci, no, anche perché a volte non hanno gli strumenti loro di affrontare un certo tema, oppure perché anche loro hanno paura perché, per esempio, dei genitori a casa che magari possono dire ma che cavolo hai detto a mio figlio, no? Quindi io sono d'accordo con questa cosa qua, sì, è importante, infatti anche questo tipo di incontro di oggi, a cui spero seguiranno anche altri in altre situazioni, e va proprio in questa direzione, cioè provare a dare prospettive su temi che spesso vengono visti semplicemente con gli occhi del panico e ci fanno perdere di vista, giusto per farvi capire che non sono l'entusiasta di internet, ci fanno perdere di vista un sacco di problematiche diverse, come tutto il capitalismo della sorveglianza che è in atto da un po' di tempo, quindi grandi aziende che fanno quello che vogliono, il fatto che piattaforme private entrano nel pubblico, il fatto che la connessione ha anche dei costi non solo economici ma anche sociali, il fatto che insomma una serie di cose che però vengono messe da parte in ragione del fatto che ci sono questi grandi spauracchi. Quindi Amanda Todd, ci siamo milioni di internet, lo vedete, insomma, e altre, la Cantone in Italia, sono stati dei casi problematici con persone morte? Ci sono stati, sì, ma questo vuol dire che quelli sono i casi emblematici di cui parlare e basta, e per dire che le cose non si devono fare perché sennò finisce così? No, perché quello è un pezzo della realtà. Noi dobbiamo dare ai ragazzi e alle ragazze più strumenti possibili per leggere la realtà nel suo complesso. Mi fermo, se no io mi fervo e poi parlo per ore, scusate. Intanto a me hanno comunicato che non andava la chat, adesso va, per cui se volete solo scrivere e non parlare potete farlo adesso. Prego. Salve, sono Alessandro Fabian, psicologo. Sulla scia dell'ultimo intervento, per cui anche rispetto al ruolo di genitori e insegnanti, con cui mi trovo assolutamente d'accordo, altrimenti si rischia d'altro canto di depotenziare l'intervento che si può fare con i ragazzi. Mi stavo interrogando su in che modo debbano essere diversificati gli obiettivi formativi per genitori e insegnanti e per i ragazzi, ossia con i ragazzi mi muoverò con un determinato obiettivo, con insegnanti e genitori con un altro, per cui che differenza possiamo porre rispetto a pensare un intervento in questi termini? Grazie. Grazie a te Alessandro. Allora, sì, io l'obiettivo che mi porrei con i genitori e insegnanti per il momento, nel senso che poi spero che fra un paio d'anni possiamo porci altri obiettivi, è proprio quello che abbiamo fatto oggi, di provare a sgretolare alcune visioni. Allora, quello che faccio io con i genitori spesso e con gli insegnanti anche è partire un po' come ho fatto con voi, come l'ho fatto un po' più rapidamente, sulle questioni legate a internet e l'identità, per sgretolare quelle che sono dei preconcetti su un mondo che per loro è un po' distante. Ecco. Quindi magari anche farli esplorare, no? Alcuni spazi digitali che sono abitati più da ragazze e da ragazzi, per fargli capire cosa c'è e provare appunto anche a scontrarti con i tuoi pregiudizi, perché ci sta, cioè ce l'abbiamo tutti i pregiudizi, no? Il lavoro è quello riflessivo di invece guardarli, conoscerli, disintegrarli, distruggerli, ricostruire delle cose, no? Quindi l'obiettivo per me con i genitori e gli insegnanti è prima di tutto questo.
in modo da donare loro una capacità maggiore di accogliere alcune istanze e di riconoscere anche alcune questioni. Con le ragazze e con i ragazzi invece possiamo passare a un livello diverso, nel senso che loro questi spazi li abitano e quindi andiamo un po' più sulle pratiche, mettiamola così. Dico che spero che sia solo il primo passo, perché io sinceramente sono stanco di dire da anni a sta parte che online e offline sono due cose diverse, però poi dopo, quando continuiamo a fare ricerca con gli adulti, vediamo che per i genitori o per gli insegnanti ancora ci sono queste forti, grosse cose, queste grosse barriere, che i ragazzi non vedono più da 10 anni, 15 anni. Cioè chi vive in questi spazi ormai dà per scontato che quello che accade in internet e fuori sia diverso. Anche, stessa cosa, scusate, anche se poi ogni tanto ci cadono anche loro, perché poi anche noi nelle pratiche educative diciamo ma quello è virtuale, questo è reale, questo è giusto, questo è sbagliato. Quindi secondo me l'obiettivo con gli insegnanti e i genitori è quello di dare sguardi differenti rispetto a quelli a cui sono abituati, cioè perché spaventano. Io a volte sono io il primo che si mette in dubbio, leggo degli articoli e dico Madonna, ma non è che si facciano ricerche tutto sbagliate. Poi leggo altre ricerche, faccio altre interviste e dico no, ok, sono sulla strada giusta. Però ovvio che l'idea che i media ci danno della realtà è ovviamente viziata anche da logiche di mercato dei media. Quindi secondo me la prima cosa con i genitori è questo, e i insegnanti. Togliere questo tipo di sguardo, dare uno sguardo critico, come dicevo prima, non è che dice che è tutto negativo, ma è uno sguardo che è attento alle cose, dare anche un vocabolario, dare una serie di questi tipi di strumenti per lavorare con i ragazzi, e dare soprattutto, e qui concludo, una chiave, diciamo così, un passepartout, che è quello proprio della cultura dei pari, nel senso che nel momento in cui io scendo dalla cattedra in qualche modo, no? O dal piedistallo di io ti dico qualcosa, insegno qualcosa a te, ma entro più nelle dinamiche delle culture digitali dove ci si insegna le cose con ruoli diversi, perché poi l'insegnante rimane insegnante, il genitore rimane il genitore, non è che divento il tuo amico Fritz, è un'altra cosa quella, ecco. Però io imparo anche da te, perché tu sei portatore di conoscenze di una cultura che io non vivo semplicemente perché sono adulto. Sono stato adolescente anch'io, sì, ma in un altro periodo, erano altre cose. Sarai adulto anche tu, cioè, non posso immaginare di poter monopolizzare o invadere gli spazi dei ragazzi e delle ragazze solo perché sono stato anch'io, quindi posso capire. Ecco, quello dobbiamo un po' dimenticarci, secondo me. Salve, posso fare un intervento? Una domanda. Allora, stiamo molto parlando, sono uscite molte osservazioni sul fatto che si ha in un certo senso paura, comunque si è un po' fermati dal parere contrastante di quelli che possono essere i collegi dei professori o dei vari istituti e quant'altro, quindi che ci sia un blocco da parte della discrezionalità dei singoli istituti, dirigenti e quant'altro. Allora mi chiedo, il problema che sta alla base non è forse il fatto che manca una legislazione in merito a livello nazionale e che forse dovremmo, e soprattutto mi chiedo chi dovrebbe fare pressioni perché passasse una legge, dato che più o meno dagli anni 60 ogni legislatura porta avanti un disegno di legge che poi viene bocciato e quindi ci ritroviamo ancora nel 2020 a stare nelle mani della discrezionalità in materia dei singoli dirigenti delle amministrazioni scolastiche e quant'altro su tematiche che poi hanno ripercussioni sociali, sanitarie, anche perché se prendiamo il caso italiano sono impressionanti i nuovi casi di trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili e di totale non... cioè, abbiamo i mezzi, i media e quant'altro per informarci, soprattutto i ragazzi, però non sono abbastanza quando si parla di affrontare le malattie sessualmente trasmissibili, specialmente l'HIV, che rimane comunque sempre tutt'oggi coperto da quello che è il tabù delle malattie sessualmente trasmissibili e di tutto ciò che circonda la sessualità e l'affettività. Quindi la mia domanda è: chi dovrebbe costituire in questo momento
se parliamo politicamente, un gruppo di pressione, di interesse perché possa passare una legge in merito. Grazie. Allora, sul chi non saprei risponderti in realtà, mi scuso per questo, nel senso che sì, ovviamente sono come tante altre cose, la pressione più politica, che magari può venire anche dal basso sicuramente, poi come dicevi tu, sì, questo è un grosso buco che l'Italia ha, insomma. Ti dico, io ho appena finito di scrivere una cosa con un collega portoghese sulle informazioni sessuali, confrontando Italia e Portogallo, visto che abbiamo delle basi comuni culturali, ma anche di alcune diversità. E da loro c'è invece una legge che prevede, ma da quello che diceva lui, comunque, sebbene c'è la legge, questa cosa viene, se ne fregano tutti, insomma, alla fine, anche se c'è una regola, ma non viene osservata. Detto questo, io sono pro educazione sessuale nelle scuole, nel senso che ci sia un piano reale dove appunto puoi inserire le cose. La paura che ho è che in Italia poi ci possa essere un monopolio rispetto a queste cose, nel senso che anche lì, se c'è un piano legalmente approvato a livello legislativo di educazione sessuale a scuola, ma poi lo fanno alcune persone, gli diventa un problema, nel senso che quando dico alcune persone intendo le stesse persone che farebbero educazione sessuale dicendoti cose appunto da 1800 dove appunto la questione piacere, la questione diversità di orientamenti eccetera non viene affrontata. Ecco, la mia paura è un po' quella sull'aspetto formalizzare tutto. Detto questo, sarei appunto per, se fosse veramente un quadro normativo che non lascia l'idea solo ai dirigenti, come ci dicevi tu, forse sarebbe un po' più facile entrare nelle scuole e fare qualcosa. Questo sì. Poi sulla domanda con chi dobbiamo parlare, non lo so, forse bisogna fare un po' più pressione dal basso solo che appunto c'è una questione culturale in Italia che secondo me blocca un po' tutto e lo bloccherà per un periodo, perché appena poi qualcuno alza un po' i toni, e ripeto, gruppi ristretti di persone alzano i toni rispetto al fatto che questa cosa è praticamente pornografia in classe, non so perché poi a queste persone hanno più ascolto. Per dire, degli amici, colleghi di Bologna, hanno fatto un lavoro che si chiama Viva l'amore, io ho fatto da consulente a loro per alcune questioni, so che hanno passato le pene dell'inferno perché le hanno rotto le scatole tantissimo con questo progetto, addirittura perché alcuni disegni del libricino di educazione sessuale ai ragazzi disegnavano il pene e la vagina, è un disegno però che riprendeva le forme vere, addirittura appunto qualcuno ha tacciato questo libricino di pornografia che era una cosa ingestibile nelle mani di ragazzi di 14-15 anni. Quindi questo è lo stato dell'arte. Speriamo che cambi. Io, se posso, aggiungerei anche che in realtà esistono delle linee guida nazionali su questo, che sono state pubblicate nel 2017, che sono, diciamo, un allegato alla legge La Buona Scuola, ma che si chiamano linee guida per l'educazione al rispetto, che hanno anche un discreto finanziamento, ma che vengono non applicate e in cui comunque il calderone è talmente ampio che in realtà appunto gli approcci non sono definiti, può parlare chiunque degli argomenti di cui stiamo parlando oggi con approcci molto, molto, molto diversi. E se posso leggo anche il commento di una partecipante che dice: io volevo fare un'osservazione, condivido appieno la necessità di non ridurre la complessità dei fenomeni, ma trovo che quando si parla di nuove tecnologie ci sia un problema di fondo che a mio avviso di non poco momento, ovvero che è proprio la tecnologia in sé ad essere un luogo emblematico di semplificazione. Si semplifica inevitabilmente la complessità attraverso l'utilizzo delle tecnologie, basti pensare all'impatto sul linguaggio, a tutto quanto muove dall'avere un filtro attraverso uno schermo che divide, che distanzia e che quindi per certi versi semplifica molto. Certo creerà altre complessità, ma di base conduce e ha condotto a una fortissima semplificazione. Anche l'implicazione del corpo, un conto è viverla a distanza, un conto è viverla in relazione interpersonale immediata. Quindi mi chiedo, il tema, oltre a dover evolvere verso un accoglimento senza pregiudizi di queste nuove possibilità, non dovrebbe soprattutto ricondurre la relazione su un piano di maggiore autenticità?
Allora, ho preso 2 appunti perché è una domanda lunghissima, ma comunque è super interessante. Allora, partiamo dalla domanda più finale qui. Io non sono d'accordo sul fatto dell'autenticità, nel senso che non credo che le relazioni immediate non siano autentiche. Allora, che siano meno, che la complessità si riduca con le tecnologie, sì, perché è la tecnologia, cioè, insomma, partiamo da 0,1 dei bit, no? E andiamo al fatto che, appunto, le piattaforme, per quanto possano sempre di più provare a dare spunti di complessità, rimangono delle piccole gabbiette in cui ci possiamo muovere, come dicevo prima, con le regole della piattaforma, sicuro, questo sono d'accordo. Se poi parliamo di persone che si relazionano solamente, esclusivamente con le tecnologie, lì parliamo di alcune questioni problematiche, e va bene. Ma per il resto di persone, quando dico persone intendo ragazzi e ragazzi, secondo me non è che non dobbiamo vivere nel questo bipolarismo dove il reale è relazione vera e virtuale no. Sono modalità differenti che si affiancano e oggi per ragazzi e ragazze esistono entrambi, quindi sicuramente sì, far riconoscere che nel faccia a faccia c'è una complessità, ci sono, per esempio quando faccio educazione ai media con ragazze e ragazzi facciamo tutte le differenze, cos'è la comunicazione faccia a faccia, cosa cambia la telefonata, cosa cambia, questo parlo con elementare soprattutto, cosa cambia con il computer, quali sono le cose che non passano. Magari banalmente dico se un tuo amico è dispiaciuto al telefono cosa puoi fare? Dico qualcosa, se lo vedi di fianco cosa faresti? Lo abbraccio, gli do una carezza, no? Quindi vi fai capire che ci sono livelli diversi di comunicazione, sicuramente è importante non appiattire tutto e dire tutto uguale, questo sono totalmente d'accordo su questo, però non separerei così tanto le relazioni dicendo una vale l'altra no, perché questo è un po' il peccato originario, mettiamola così, di quando si parla di comunicazione data da computer. Cioè, ed era dall'inizio degli studi su queste dinamiche che si facevano, no? Si facevano esperimenti, ti metto in 2 stanze con 2 computer, vedo cosa dici, ti metto insieme e vedo cosa dici. Ecco, funzionavano forse negli anni 90, oggi che siamo iperconnessi, queste cose vanno un po' a sciogliersi, quindi forse bisogna aiutare ragazzi e ragazze a capire che appunto ci sono al netto delle differenze che bisogna spiegargli, sono d'accordo su questo, che però anche le relazioni mediate hanno senso, perché sennò perdi tutto l'aspetto, per esempio, sul bullismo e quant'altro. Se tu dici che quella non è una perché se offendo qualcuno via internet mi rompi tanto le scatole? Invece allora bisogna che fondere di più, secondo me, i 2 spazi, appunto per quel continuo online offline che c'è, ma teniamolo a riconoscere perché pensiamo quanto più bello è, quanto bello era quando ci guardavi in faccia. Secondo me questo periodo di Covid ci sta anche aiutando a capire questa cosa qui e a capire anche, e vi do insomma, un piccolo insight rispetto al focus che ho fatto l'altro giorno sulle relazioni a distanza, eccetera, quanto in realtà non sono cose che sostituiscono, cioè il digitale non sostituisce il reale, perché tutte le ragazze e ragazzi che ho intervistato, ho fatto un focus, siamo sulla 30 di persone per ora, mi hanno detto sì, ok, è bello, meno male che c'è, altrimenti sarei stato talmente solo che veramente sarebbe stato bruttissimo, però a me mancano i miei amici, manca la relazione, manca toccare, quindi anche l'idea, per esempio, che c'era sul cybersex che poteva sostituire la sessualità. No, ragazzi e ragazzi mi dicono, quello è una cosa che le puoi fare, anche il sexting, è un pezzettino della sessualità, è un pezzettino del mio interagire sessualmente, ma io poi quella persona la voglio vedere, la voglio toccare. E addirittura i più piccoli mi dicono, il cybersex sono cose da pervertiti, mi dicono, no? Perché come fai a fare sesso con uno senza averlo mai toccato, visto, eccetera, no? Quindi, per fortuna, l'aspetto, diciamo così, in presenza anche è ben radicato, cioè non mi sembra che si stia sradicando dai ragazzi e dalle ragazze in favore solo di una cosa digitale. Il digitale si affianca, quindi non è che sostituisce, no? Come ci spiegava anche McLuhan con i media, ogni volta un nuovo medium affianca gli altri media e si affianca alla vita di tutti i giorni. Buongiorno, posso intervenire? Vorrei ringraziare il professor Scarcelli per la presentazione così puntuale e approfondita che mi ha fatto capire la complessità di questa problematica. Io sono un insegnante di scuola primaria e vorrei dire un po' qualcosa sulla scuola, considerato che è stata citata diverse volte. Allora, la scuola, allora gli insegnanti non sono contrari alle nuove proposte o alle nuove, semplicemente probabilmente non si sentono molto competenti
E quindi chiaramente è importante che vengano proposte, a mio avviso, più corsi di aggiornamento, più webinar di questo tipo, in modo tale che vengano sensibilizzati sia gli insegnanti e poi allargare queste proposte anche ai genitori. La scuola non è così chiusa come viene dipinta, anzi la scuola è aperta a tutto ciò che c'è di nuovo. E sarà importante anche la legislazione, ma noi abbiamo già nelle nostre programmazioni, abbiamo già l'educazione alla sessualità, per cui noi possiamo fare tutto quello che vogliamo a scuola, non abbiamo nessuna limitazione, semplicemente è importante coinvolgere gli insegnanti, in questo caso vanno supportati, perché diciamo che è un campo abbastanza nuovo, abbastanza problematico per alcuni di loro, e poi vanno anche sensibilizzati i genitori, perché nella scuola abbiamo gli studenti, abbiamo i genitori, abbiamo gli insegnanti, quindi tutte le componenti in un certo senso devono lavorare sinergicamente. Io penso che ci saranno che si andrà avanti molto presto in questa direzione. Se ci saranno delle persone come lei che riusciranno a sensibilizzare, a preparare il terreno perché ciò avvenga. Le insegnanti sono sicuramente tutte pronte, quasi tutte dico. La scuola è sempre aperta alle novità e a tutto ciò che bisogna fare di nuovo. Quindi la ringrazio molto. Grazie a lei anche per questa puntualizzazione. Sì, forse mi sono anche un po' espresso male prima, nel senso che io ho trovato a volte un po' di barriere, ma ripeto, non tanto dagli insegnanti in sé o dai dirigenti, ma un po' dalla paura che questa cosa potesse alzare polveroni poi con i genitori. Ma questo, ripeto, secondo me è il risultato di alcune, un po' di rumore che qualche gruppetto ha fatto che va ben oltre veramente quello che i genitori pensano e fanno. Cioè, ci sono alcuni che fanno sta roba e fanno spaventare più di quello che è necessario. Grazie anche insomma, per quello che ha detto e rispetto alle competenze sono d'accordo, ma sono anche d'accordo che, penso anche che sia necessario, ma su questo ne parlerò anche con l'università, che iniziano ad esserci dei progetti ben solidi dove l'università, varie associazioni fanno queste cose, creano rete appunto con le scuole per dare questo tipo di strumenti, ripeto, a insegnanti, famiglie, eccetera, così come la cosa che sto pensando adesso, vediamo se riuscirò a mettere in pratica, è di creare dei gruppi di magari studenti o comunque ragazzi un po' più giovani, perché insomma da solo non potrei farlo, ma che magari possono affiancare in queste attività, non so, per esempio quello sulle digitali adesso che viene un po' forse più semplice, insegnanti così come altri operatori e quant'altro, in modo da creare questa sinergia che possa appunto non esaurirsi in un incontro singolo, ma che possa magari essere un progetto in cui un gruppo di ragazzi e ragazze interessati affiancano i docenti su alcune cose, quindi appunto in quell'ottica di mutuo scambio di conoscenze e informazioni che possa arricchire tutte e tutti. Vediamo se riusciamo. Bene, se non ci sono altri interventi, io chiuderei qui la mattinata, che è stata molto molto ricca e per cui immagino che tutte e tutti noi abbiamo bisogno anche di sedimentare, di pensare un po' a tutti gli stimoli che abbiamo avuto, sia dal dottor Scarcelli, sia anche da tutte e tutti noi che siamo intervenuti insomma in questo incontro, per cui vi ringrazio ancora una volta per la partecipazione, grazie mille a Marco Scarcelli, grazie insomma a chi è intervenuto e vedrete la registrazione sui social insomma per poterlo riascoltare più e più volte e cercare di trovare tutti gli stimoli e le informazioni di cui potremmo aver bisogno nel nostro lavoro. Voi potete anche rallentare la velocità del video, perché io so che parlo velocemente, soprattutto quando ho poco tempo. Potete rallentare e capire tutte le parole che ho detto. Perfetto, grazie mille ancora.